Telespettatori di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che anche quest'oggi vi terrà compagnia sino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti sui temi di particolare attualità in queste giornate. Quella di oggi purtroppo è una giornata densa di notizie di cronaca che arrivano dal nostro territorio. Cominciamo subito con un gravissimo incidente stradale che si è verificato nella notte a Silea. Ha perso la vita un giovane di 39 anni, ma in provincia di Treviso non è stato l'unico incidente. Ce n'è stato anche un altro questa notte a Paderno del Grappa, nel quale sono rimaste gravemente ferite 3 ragazze. Sentiamo. La curva da affrontare, poi improvviso lo schianto. Il tragico bilancio di vittime della strada nella Marca si aggiorna purtroppo con la morte di un 39enne di Roncade, Silvio Bernardi. Il dramma poco prima delle 23 di ieri a Cendon di Silea. L'uomo, alla guida di un Audi, stava percorrendo via Sant'Elena quando per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada e schiantandosi contro un ponticello in cemento. Impatto tremendo, il boato che sveglia i residenti e l'allarme che scatta verso i soccorsi. Ma per il 39enne non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno estratto Bernardi dall'abitacolo accartocciato, ma era già spirato. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi. Non l'unico sinistro della notte nella Marca. Poco dopo, infatti, a Paderno del Grappa, uno scontro frontale tra 2 auto ha visto 3 ragazze di 24 e 25 anni ferite e trasportate all'ospedale. Fortunatamente in questo caso le condizioni non sono gravi. Ed un altro incidente si è verificato a Piazzola sul Brenta, lungo la Valsugana, grave un motociclista. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova il motociclista cinquantenne rimasto coinvolto in un incidente lungo la provinciale 47 Valsugana a Vaccarino di Piazzola sul Brenta. Lo scontro nel pomeriggio di venerdì. L'uomo, che viaggiava in direzione di Cittadella, si è scontrato contro un'auto che si è messa sulla provinciale in direzione opposta. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito gravi, tanto che è giunto l'elicottero del SUEM che lo ha trasportato a Padova. Sul posto i carabinieri di Piazzola sul Brenta, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed ora torniamo a parlare della guerra in Ucraina, dei profughi che stanno arrivando sul nostro territorio, mentre dal fronte arrivano ogni giorno notizie sempre più agghiaccianti relative a massacri di civili. L'ultimo è stato scoperto proprio questa mattina. Per parlare di come il territorio si sta mobilitando per le tante persone in fuga dalla guerra, abbiamo in collegamento, e lo ringrazio davvero per essere con noi, Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi ancora, Don Andrea, per aiutarci a capire come la macchina dell'accoglienza si sta organizzando nel nostro territorio a fronte di una situazione che purtroppo, insomma, vediamo diventare sempre più allarmante ogni giorno che passa. Sì, noi a Vittorio Veneto pensiamo sia giunto un po' il momento di mettere a frutto delle offerte che da più parti sono arrivate in questo periodo rispetto all'accoglienza degli ucraini. In modo particolare stiamo pensando anche a mettere a servizio della popolazione che sta ospitando le persone nelle proprie case le offerte che abbiamo raccolto distribuendole nel territorio. Attraverso 2 vie, diciamo così, preferenziali, quelle di chi ha offerto la propria disponibilità tramite Caritas Vittorio Veneto e quelle di chi invece ha seguito altri percorsi ospitandole personalmente. Con i primi, quelli seguiti da Caritas Vittorio Veneto, attiviamo l'erogazione di 25 euro settimanali a persona per gli adulti e 10 euro per i ragazzi, per i minorenni. Mentre per chi invece ha seguito questa fase di accoglienza in modo autonomo, mettiamo a disposizione sulla base degli abitanti dei comuni presso i nostri centri di ascolto una cifra proporzionale appunto agli stessi abitanti dei comuni. Quindi 2 strade diverse per seguire però in modo unitario questa fase di accoglienza, sostenendo le spese di chi sta facendo questo atto di generosità.
Ecco, don Andrea, perché effettivamente anche noi qui in redazione abbiamo ricevuto diverse telefonate di persone che desideravano insomma in qualche maniera mettersi a disposizione degli altri, a disposizione di queste famiglie appunto sappiamo sono soprattutto donne e bambini oppure persone anziane che scappano dalla guerra. C'è magari chi ha un appartamento sfitto e dice io potrei metterlo a disposizione, però magari non sono in grado di accollarmi poi le spese proprio come dire quotidiane magari delle bollette piuttosto che di altre spese collegate, no, alla vita di queste persone. Sì, su questo occorre fare una precisazione, nel senso che in base alle raccolte di offerte che abbiamo effettuato noi non siamo in grado di accollarci completamente questa spesa. Il nostro vuole piuttosto essere un contributo a sostegno comunque di una rete che deve avvenire nel territorio. Abbiamo insistito, sia noi, anche la diocesi di Treviso, so che ha fatto ugualmente, abbiamo insistito perché non ci sia un'accoglienza, diciamo così, delegata a qualcuno, ma ci sia una rete di accoglienza attraverso le istituzioni, attraverso i privati, attraverso le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, in modo che ci sia questa rete di sostegno alle famiglie. Quindi il nostro è un contributo e non un farci carico delle spese. A questo proposito, proprio inizio di questa settimana, lunedì, è stato firmato l'accordo quadro tra i comuni, tra l'ULS, il CPIA, il Centro di Formazione Provinciale per gli Adulti, le Caritas di Vittorio Veneto e di Treviso, dentro questa rete che appunto punta a mettere in modo coordinato i vari enti del territorio nel sostegno di questa emergenza. Poi quando abbiamo raccolto le ospitalità di chi voleva ospitare al proprio interno, nelle proprie famiglie, in un proprio appartamento i profughi ucraini, abbiamo stabilito fin da subito che doveva essere un atto di generosità dove ci si impegnava, diciamo così, a mettersi a disposizione al 100%. Ecco, riteniamo un atto di gentilezza e di gratitudine anche da parte nostra come Caritas a questo punto dare un piccolo contributo alle spese che sono state affrontate. E ricordo che alle persone che ospitano noi diamo una tantum 150 euro, quindi una cifra limitata a sostegno delle spese, mentre i 25 euro a persona di cui ho fatto riferimento prima sono destinati alle persone ucraine per le proprie spese di mantenimento. Certo, e per quanto riguarda il protocollo appunto a cui lei faceva riferimento, ne abbiamo parlato nei nostri TG, è proprio un protocollo che vede mettere in rete tutte le diverse istituzioni, no, che ciascuno per le proprie competenze in questo momento si stanno appunto mettendo a disposizione per poter accogliere nel migliore dei modi possibile queste persone. Lei accennava anche alla questione della formazione degli adulti e poi c'è anche un capitolo non da poco riservato ai minori, perché abbiamo visto che sono davvero tantissimi anche i bambini che arrivano nel nostro territorio, bambini accompagnati quindi con dei familiari e talvolta anche non accompagnati. Abbiamo sentito delle storie davvero commoventi e drammatiche di questi bimbi non accompagnati con magari un nome o un numero di telefono scritto con il pennarello sulla mano piuttosto che sul braccio, no, don Andrea? Sì, diciamo allora che rispetto a questi minori non accompagnati, noi come Caritas Vittorio Veneto preferiamo indirizzare verso gli assistenti sociali o comunque le istituzioni che offrono più garanzie rispetto alle possibilità che possiamo offrire noi nel seguire un po' queste persone, assicurando tutti i loro diritti e assicurando anche un accompagnamento che sia competente rispetto a situazioni e fasi così delicate come può essere il rapporto con i minori. Generalmente ci stiamo attivando appunto anche come Caritas Vittorio Veneto, ma anche Caritas Treviso sta facendo ugualmente, attraverso i CPIA, Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti, per attivare dei corsi sul territorio. Molti di questi partiranno già subito dopo Pasqua, ci sono dei fondi a disposizione fino a fine agosto in modo che una prima fase di intervento per quanto riguarda l'istruzione degli adulti possa essere accompagnata. Parallelamente in settimana abbiamo un incontro entro venerdì da fare con i volontari del nostro territorio, stiamo ragionando anche sulla possibilità di attivare dei corsi di italiano fai da te per tutte quelle situazioni, soprattutto in luoghi, in comuni che sono lontani dai centri più grossi, Vittorio Veneto, Conegliano, Oderzo, dove dei corsi stanno per essere attivati,
nei centri più piccoli riuscire a fare un po' rete attivando dei corsi appunto fai da te attraverso dei volontari che sono a disposizione. Per quanto riguarda invece ragazzi e giovani in età scolare, ricordo che il Ministero ha dato a disposizione che vengano accolti dentro la rete scolastica normale dei nostri territori. Ecco, dei corsi di italiano fai da te, e anche in questo è fondamentale, Don Andrea, no? la rete che si sta creando nel territorio, quindi con persone che magari hanno delle competenze perché sono degli insegnanti piuttosto che dei maestri, ma non solo, che vogliono mettersi a disposizione per insegnare l'italiano a queste persone che spesso non conoscono la lingua, ma anche degli ucraini, soprattutto delle ucraine, delle donne ucraine che sono nel nostro territorio, che conoscono l'italiano, conoscono anche l'ucraino, e quindi che si offrono, mettono a disposizione proprio per fare da interpreti e per aiutare, no, nella comunicazione, che è fondamentale ovviamente in questo momento. Questa è una rete molto importante perché ci aiuta proprio in questa fase di comunicazione in cui, a parte Google Traduttore per i casi di emergenza, non abbiamo altre risorse specifiche nel territorio, ed è stato fondamentale proprio in queste settimane l'apporto soprattutto di chi è qui magari da diverso tempo come badante o servizi del genere, mettersi a disposizione. Anche qui c'è stata una grande generosità per fare questi servizi di mediazione linguistica e talvolta anche culturale. Ecco, c'è qualche storia, Don Andrea, che l'ha particolarmente colpita dai racconti di queste persone in queste settimane, insomma? Ricordo in modo particolare i primi nuclei familiari che abbiamo accolto qui in Caritas Vittorio Veneto attraverso le opere che abbiamo a disposizione per l'assistenza, e ricordo, mi ha colpito insomma, ecco, l'atteggiamento di chi arrivava qui carico di dolore, di speranza, ma con un atteggiamento, diciamo, vorrei dire un cuore indurito dal male, l'incapacità perfino di piangere, no? Di fronte a certe situazioni, e da un lato quindi una sofferenza così forte che non si riesce a rielaborare, e dall'altra però anche una tenacia, una forza d'animo che permette di guardare al futuro con determinazione e dandosi da fare fin da subito per ricostruire questo futuro. Ecco, questi due atteggiamenti, il dolore, la sofferenza, ma anche la capacità di voglia di riscatto, di sguardo al futuro, che sia le donne, le persone che sono arrivate qui, sia i ragazzini respirano. E quindi questo è anche un po' una buona risorsa, una leva per far conto anche di una fase ricostruttiva che dobbiamo immaginare fin da subito. Perché la maggior parte di queste persone effettivamente non vuole restare nel nostro paese, non vede l'ora di poter ritornare a casa, di poter ritornare nel loro paese, in Ucraina, in pace naturalmente. Per quanto ci risulta, qualcuno, soprattutto della zona ovest dell'Ucraina, che sembra quella un po' meno interessata dai bombardamenti e quindi più sicura, alcune persone, poche in realtà, però alcune sono già rientrate in Ucraina, e comunque in tutti c'è questo desiderio di ritornare in patria, immaginando la presenza qui in Italia da noi soltanto come provvisoria in attesa di un rientro. Prova ne è anche il fatto che molti dei ragazzi che sono qui seguono in didattica a distanza i propri insegnanti che dall'Ucraina continuano a mantenere il collegamento. Quindi per poter continuare, insomma, a seguire la scuola così come stavano facendo fino al 23 febbraio scorso, no? Ecco, Don Andrea, volevo chiederle un'ultima cosa relativamente alla situazione di grande difficoltà nella quale si trovano tante famiglie dei nostri territori in seguito alla situazione che si è venuta a creare in quest'ultimo periodo relativamente appunto alla guerra, al caro bollette, come abbiamo tante segnalazioni insomma di persone in difficoltà veramente a pagare le bollette che sono lievitate in maniera spropositata, e è una situazione che è arrivata dopo i 2 anni difficilissimi della pandemia. Sappiamo che il vostro impegno naturalmente come Caritas a favore di tutte le persone che si trovano in situazioni di difficoltà è davvero grande. In questo senso, Don Andrea, che situazione state vedendo? Sì, io sento la gente, no, che dice voi aiutate sempre quelli dell'Ucraina, però invece le persone che hanno bisogno qui le trascurate. Ecco, mi sentirei di smentire un'affermazione del genere dicendo che da sempre sono attivi nel territorio della nostra diocesi i centri di ascolto, e sono dei punti di riferimento a cui potersi rivolgere in qualsiasi caso di difficoltà, ed effettivamente diverse delle persone che si rivolgono lì sono persone
autoctone del nostro territorio. In questo senso siamo consapevoli che il caro bollette sta ampliando la fascia di persone in difficoltà. In questo senso stiamo attivando una raccolta di fondi, anche stiamo cercando delle risorse nel territorio. Qualche banca si è anche fatta avanti in questo senso, offrendo una disponibilità in termini di finanziamento per far fronte alle necessità di chi, trovandosi in difficoltà economica proprio per il caro bollette, si trova costretto a chiedere il nostro aiuto. Adesso non abbiamo ancora stabilito dei criteri attraverso cui offrire questi contributi, queste possibilità, è in fase di studio. Io penso che con il mese di maggio potremo attivare anche nei nostri centri di ascolto la possibilità di accogliere persone che siano coinvolte da questo tipo di difficoltà. Ecco, avete tante richieste, don Andrea, ultimamente? Ma ultimamente l'emergenza si concentra nell'ambito dell'Ucraina, quindi diciamo che il sentire di Caritas è orientato verso questo, però c'è già chi, diciamo, mediamente un 10% sopra la norma si rivolge per questo tipo di motivi legati invece al caro bollette. Don Andrea, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e naturalmente un buon lavoro. Grazie a don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto. Un saluto. Grazie. Allora, noi ora continuiamo con le notizie di cronaca perché abbiamo un servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Treviso relativo a violenza sulle donne, perché è stato condannato in tribunale a Treviso un uomo stalker che per oltre un anno aveva perseguitato e minacciato l'ex compagna. Non solo le controllava ossessivamente la rubrica telefonica, accecato dalla gelosia, era arrivato a insulti e vere e proprie persecuzioni, fino a minacce gravi come quelle di rovinarle il viso o addirittura buttarla giù dalla finestra. Un 62enne cittadino marocchino è stato condannato a 9 mesi al termine del processo in tribunale a Treviso. A denunciarlo per stalking l'ex compagna, che ha raccontato come l'uomo, già nel periodo della loro relazione, non gradisse la libertà a suo dire eccessiva di cui godeva la compagna. I fatti risalgono al periodo tra il gennaio 2018 e il giugno 2019. Dopo che la donna l'aveva lasciato stanca dei comportamenti, il 62enne era arrivato a sostare sotto casa sua costantemente e a mettere in atto la persecuzione ossessiva. È stato allora che l'ormai ex fidanzata si è decisa a raccontare tutto, temendo il peggio. Ed ancora cronaca delle ultime ore con una notizia che ci arriva dal veneziano. Vigili del fuoco al lavoro per un incendio scoppiato nella notte a Santa Maria di Sala. Le cause sono al vaglio dei pompieri. Sentiamo. Paura nella notte a Santa Maria di Sala in via Noalese. Un edificio inagibile, un tempo adibito a falegnameria, è andato in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto poco dopo la mezzanotte, con squadre partite da Mira, Mirano, Mestre e Padova. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio, ma è stato comunque necessario l'intervento di 2 autopompe, 2 autobotti, autoscala, carro ambientale e ben 18 operatori per avere ragione delle fiamme, che non hanno comunque intaccato le abitazioni attigue. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche il personale dell'Enel e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate in mattinata, dopo circa 4 ore. L'economia ora, perché dopo 2 anni di crisi pandemica a cui si sono aggiunte negli ultimi mesi le difficoltà di reperire materie prime e caro energia, continua in maniera altrettanto preoccupante la stretta dell'opposizione burocratica sugli imprenditori, sulle imprese, quanto rileva la CGIA di Mestre, sottolineando che a causa dell'eccessivo numero di adempimenti, di permessi e all'espletamento delle pratiche richieste dalla nostra burocrazia, il costo annuo in capo alle imprese italiane ammonta a 57 miliardi di euro. L'ufficio studi dell'Associazione Artigiani CGIA di Mestre ha ricostruito la dimensione economica di questo fenomeno alla luce delle analisi elaborate dall'Istituto Ambrosetti. Sentiamo Paolo Zabeo. Al pari del caro bollette, del fisco eccessivo e della cronica mancanza di liquidità, l'oppressione burocratica è l'ennesimo ostacolo per chi fa impresa.
Per migliorare l'efficienza dello Stato bisogna spingere sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e semplificare il quadro normativo, arrivando al punto che gli uffici pubblici non potranno più chiedere ai cittadini e soprattutto alle aziende documenti già in loro possesso. Ecco, ed ancora cronaca da Venezia con una notizia relativa a un'indagine che è stata messa in atto dai carabinieri di Venezia, Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con le compagnie di Venezia, Mestre, Portogruaro, Chioggia e San Donà di Piave, in prossimità delle festività pasquali, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni di sfruttamento del lavoro e del sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro e sono state controllate 23 ditte, 75 lavoratori, dei quali 19 in nero. Sono state quindi 14 le sospensioni delle attività di impresa e 53 le violazioni accertate. Complessivamente sono state erogate sanzioni per 235.000 euro e di questo torneremo a parlare più tardi nel corso del nostro telegiornale, quando ci collegheremo con la collega Ilaria Marchiori, appunto da Venezia, che ci aggiornerà proprio su questa operazione importante dei carabinieri messa in atto proprio alla vigilia delle festività pasquali. E c'è anche un'altra interessante notizia che arriva sempre dai militari dell'Arma ed è relativa ad un'opera sacra. Ecco, la dovreste vedere tra poco nelle nostre immagini, una statua del martirio di San Sebastiano che è stata recuperata dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pistoia. Il ritrovamento è frutto dei servizi di controllo dei militari nel mercato dell'arte attraverso il monitoraggio delle piattaforme online. Questa scultura, appartenente alla chiesa di Santa Maria Assunta di Garda, in provincia di Verona, nella sua collocazione originaria appoggiava su un piedistallo in legno sul quale si ergeva un tronco d'albero a cui era legato il santo all'atto del martirio e ornava una nicchia nella chiesa stessa. La statua, pensate, era stata rubata nell'immediato dopoguerra e è stata appunto recuperata proprio in questi giorni dai carabinieri, che sono quindi riusciti a bloccarla prima che venisse battuta all'asta. Ed ora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo ora in provincia di Treviso, in particolare andiamo a Godega di Sant'Urbano, dove poco fa c'è stata l'inaugurazione dell'antica fiera di Godega, appunto dedicata all'agricoltura. Presente al taglio del nastro il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, che è intervenuto su vari temi di attualità. Sentiamo l'intervista realizzata proprio pochi minuti fa dal collega Lucio Zanato. Presidente Zaia, oggi a Godega per una fiera del primario, in un momento in cui però tutta l'economia veneta soffre un po' a causa di questa guerra e anche dei postumi del Covid. Si considera intanto che è una giornata unica, visto e considerato che l'ultima fiera si è fatta nel marzo 2019, quindi sono 3 anni e abbiamo perso 2 edizioni. Ripartenza con un Covid a 6.000, quasi 7.000 contagiati al giorno, però devo dire che calano le terapie intensive. È stabile la fascia di ricoveri nell'area non critica, per cui protezione e ne veniamo fuori, sta diventando la nostra influenza. E dall'altro in una congiuntura
astrale super negativa che è quella della guerra, cioè dopo 25 mesi di Covid ci siamo trovati questa sorpresa di questa follia criminale della guerra. Tutti noi tifiamo perché la guerra si concluda, si arrivi a un armistizio e alla pace. Senta, da una parte c'è ad esempio il Vescovo di Treviso che dice che bisogna poter sopportare delle limitazioni per arrivare a una pace, ovviamente si riferiva agli embarghi. Qualcun altro invece dice no, bisogna fornire ancora più armi all'Ucraina. Il Veneto da che parte si mette? Il Veneto si mette sempre dalla parte del buonsenso, che ogni istante che passa c'è una persona, o ci sono delle persone inermi che perdono la vita e noi dobbiamo evitare questo. Quindi io mi auguro che la diplomazia, i grandi della terra scelgano la strada della diplomazia, non quella dei guerrafondai per chiudere questa partita. Bisogna assolutamente che si chiuda con il linguaggio della democrazia. Con gli insulti non andiamo da nessuna parte. Tutti abbiamo condannato Putin senza se e senza ma oggi dobbiamo pensare a quei bimbi che muoiono, quei cittadini che muoiono, che non hanno nessuna colpa. Questo è quello che dobbiamo fare. Quindi restrizioni sì, ma a tempo, perché anche noi non riusciamo a sopportare questa economia di guerra oltre un certo limite. L'ultima domanda invece per gli sfollati, i profughi. Più di qualche sindaco dice noi adesso sull'onda, diciamo così, dell'emozione accogliamo, ma bisogna avere delle regole perché qui si rischia di dover accogliere per tanto tempo. Deve finire la guerra, ci vuole la pace. Consideri che in questo momento noi stiamo accogliendo quasi 13.000 persone in Veneto, 12.000 veneti anzi 12.000 posti letto da 5.600 veneti. Abbiamo ospitalità diffusa nel territorio e direi che per ora ce la facciamo, ma non è che può andare avanti all'infinito, questo è poco ma sicuro. Quindi io veramente spero che si arrivi all'armistizio e alla pace. Ecco, queste quindi le parole registrate nell'intervista da Lucio Zanato al presidente della Regione Zaia proprio pochi minuti fa, ma torniamo quindi ora in diretta a Godega di Sant'Urbano. Vedo che abbiamo in collegamento Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, si sono in diretta qui a Godega di Sant'Urbano, è appena terminata l'inaugurazione ma anche la visita alla fiera millenaria proprio di Godega. Il presidente Zaia ha terminato il suo giro e poi oltretutto è anche entrato nella nuova sede. Adesso con Paolo Botero vi facciamo vedere, questa è la sede che la Regione del Veneto ha contribuito a rinnovare, perché va detto che questa sede è stata anche centro vaccinale, è stato centro hub importantissimo in questa zona. La Regione del Veneto ha contribuito a rinnovare questo spazio e dopo 2 anni questo spazio è tornato ad essere uno spazio espositivo, come vedete dietro di noi, quindi un tema molto importante, quello del rilancio dell'economia, come abbiamo sentito prima nell'intervista che ci ha rilasciato all'inizio di questa inaugurazione. Adesso noi stiamo aspettando che i colleghi finiscano l'intervista proprio per poterlo vedere nuovamente in diretta, per sentire le sue impressioni non solo per quanto riguarda, diciamo così, la fiera, ma anche per il polso economico, visto che ha avuto modo di parlare con gli imprenditori agricoli e non solo, perché ricordiamo in questa fiera c'è sicuramente il mondo dell'agricoltura, ma c'è anche il mondo ad esempio della metalmeccanica, perché ovviamente il settore primario richiama anche tutta una specializzazione di alta tecnologia, soprattutto poi nel settore vitivinicolo. Tra l'altro qui all'interno, poi lo racconteremo nel telegiornale di questa sera, c'è stato un importante, in questo momento è appena partito, un importante incontro dedicato proprio alle colline UNESCO, ma soprattutto al rapporto colline UNESCO e ecologia, pertanto è vero che c'è un abbinamento tra l'ecologia e le api in particolare. Eccolo qua, siamo con il presidente Zaia. Presidente, la prima impressione dopo aver fatto questo viaggio in questa fiera, che è tornata fiera. Lei nella presentazione ha detto dobbiamo ringraziare questo spazio perché è stato uno spazio hub e adesso è tornato ad essere uno spazio espositivo. Beh, decisamente sì, si considera che l'ultima volta che siamo venuti qui per la fiera siamo venuti a marzo 2019, siamo ad aprile 2022 e lo si capisce da soli che in mezzo c'è stato qualcosa, no? Mai accaduto dal 1300. C'è stata la tragedia del Covid, sono stati ormai al 21 aprile, saranno 26 mesi di Covid. Diciamo che i dati, li ho detti anche questa mattina durante l'inaugurazione, sono dati che sono importanti dal punto di vista di contagi quotidiani, perché sono circa 7.000, oggi sono 6.800, però oggettivamente stiamo calando nelle terapie intensive e c'è stabilizzazione dell'area non critica. I cittadini aspetta solo di utilizzare buon senso e evitare, come si fa col bagno in mare, puoi farlo tutto l'anno ma non ci vai a gennaio.
In generale, diciamo, questo a me ricorda purtroppo non solo la fiera, ma un grande centro vaccinale, visto considerato che abbiamo avuto veramente la tragedia del Covid e tutto quello che poi è implicato. Ecco, qui comunque appunto si ritorna a vivere. Lei adesso in questo giro ha incontrato gli imprenditori, non solo gli imprenditori agricoli, ma anche ad esempio tutto il settore metalmeccanico di precisione. Qual è la sensazione che si porta a casa? Guardi, c'è voglia di normalità e c'è voglia di pace. Nel senso che io non ho trovato i guerrafondai che dico date armi. Trovo i cittadini che dicono la diplomazia abbia la meglio, si trovi la soluzione e si torni alla pace, perché ogni istante che passa è un istante nel quale vengono strappate vite umane in Ucraina a causa della guerra, e noi peraltro stiamo vivendo un'economia di guerra senza le bombe. Quanto potremo andare avanti in queste condizioni con le materie prime schizzate verso l'alto? Poco. Stiamo parlando di settimane, non di mesi. Ecco, tra l'altro noi abbiamo registrato questa grossa preoccupazione per un settore come quello vitivinicolo, dove manca il vetro per le bottiglie, dove mancano le gabbiette. Non è che abbiamo scoperto tutto d'un tratto che siamo troppo dipendenti dagli altri? Sì, ma la rincorsa giustamente al prezzo più vantaggioso ci porta oggi a scoprire che le capsule delle bottiglie le fanno gli ucraini. Io non lo sapevo, ma abbiamo anche scoperto che il 38% del gas che utilizziamo è russo, e quindi questo ci fa capire quale sia la difficoltà. Però insomma ne dobbiamo venire fuori. Io spero veramente che si chiuda anche questa triste pagina, finiscano gli anni delle vacche magre e inizino quelle delle vacche grasse. L'ultima battuta proprio per i veneti. Allora, qual è l'indicazione del Presidente dei Veneti ai veneti in questo momento di difficoltà economica e non solo? È un momento non facile. È un momento nel quale molte famiglie non sbarcano il lunario, è un momento nel quale ci arrivano le bollette, sono il doppio di quelle che ricevamo comunemente. È un momento nel quale noi dobbiamo solo sperare che finisca velocemente, si aiutino le famiglie con norme nazionali, le famiglie meno abbienti, le famiglie che hanno difficoltà. È un momento nel quale tutti noi dobbiamo lavorare perché questi facciano la pace. Noi non possiamo vivere di prove muscolari, non ci servono a nulla. È una soddisfazione magra pensare di aver vinto, ma con un bilancio di morti da paura, morti di guerra e morti di fame. Però anche un messaggio magari forse agli imprenditori di ritornare a riprodurre nel territorio, di trovare delle formule per essere un po' più indipendenti. Ma questo è il progetto di rinazionalizzazione, però gli imprenditori non è che sono degli imbecilli, gli imprenditori sanno come fare, bisogna che il governo e che i governi creino il substrato perché questo accada. Quando io ho proposto più volte rivediamo il PNRR per diventare autonomi energeticamente, autonomi con le materie prime, mi hanno sempre risposto che il PNRR va bene così. Cosa volete che vi dica? È stato progettato bene, ma è stato progettato prima della guerra. Quindi se ieri cromare, dorare un guardrail per fare bello turisticamente un borgo aveva un senso, oggi ha un senso invece fare in modo che un'azienda produca qui da noi e faccia in modo che i nostri cittadini paghino meno quello che produce. Senta, l'ultima battuta sull'autonomia, a che punto siamo e dopo quello che sta succedendo sempre più un Veneto, diciamo così, autonomo ha una sua importanza? Beh, ma guardi, dopo tutto quello che è successo ormai si è sdoganata l'idea di autonomia, lo dice il Capo dello Stato e lo ha detto nel suo discorso insediamento, lo dice il Presidente della Corte Costituzionale, insomma penso che ormai non dobbiamo più combattere contro i mulini a vento. C'è ancora qualche piccola sacca di irredentista, però io dico, se siete così bravi da qualche altra parte in giro per l'Italia chiedete l'autonomia, così vedremo tutti quanto bravi siete. Un messaggio a De Luca? No, un messaggio a tutti quelli che criticano il Veneto. Io sono qui a difendere il Veneto, non a farlo criticare. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Marta, abbiamo sentito quindi le impressioni del Presidente della Regione. Se non ci sono domande intanto ti restituisco la linea, pronto a prenderla di nuovo perché avrò a brevissimo degli altri ospiti. Sì, no, volevo fare un'altra domanda al governatore del Veneto, ma è scappato, magari ci torneremo nel corso del telegiornale, no? Perché si diceva che fino a poco fa lo stabile che era alle tue spalle era hub vaccinale, ma è proprio di queste ore la notizia che dovrà partire una nuova campagna vaccinale, naturalmente di dimensioni infinitesimamente più piccole rispetto a quelle precedenti, ma è quella per la quarta dose che sarà destinata a over 80 e a persone fragili di età superiore ai 60 anni, oltre a tutti gli ospiti delle RSA, quindi diciamo un ulteriore sforzo proprio in ottica di proteggere quelle che sono le fasce più deboli
deboli della popolazione e quelle che quindi possono in qualche maniera rischiare di più a fronte di questa nuova quarta ondata che stiamo ancora attraversando, appunto della pandemia. Non so se per caso ne avesse parlato prima il Presidente. Sì, esatto. Sì, esatto, il Presidente ne ha parlato nel corso dell'inaugurazione quando era sul palco, ha tenuto a specificare che ad esempio il sindaco oggi era l'inaugurazione, ieri si era negativizzato e dice se fosse stato un altro momento probabilmente io non sarei neanche qui, sarei già scappato in mezzo ai campi, in mezzo alle viti, ha fatto una battuta evidentemente. Lui dice sostanzialmente che è dimostrato che questo virus sta diventando più contagioso però molto meno letale, quindi si sta trasformando sempre di più in una influenza e quindi devono essere protetti le persone fragili, devono essere protetti le persone anziane, un po' diciamo diventerà la normale farsi il vaccino come si fa il vaccino antinfluenzale con all'interno ovviamente i prodotti, il materiale, il principio attivo che ci preserva anche dalle varianti del Covid che naturalmente si stanno un po' anche adattando a noi, insomma in sostanza noi dovremo convivere. Proprio per questo comunque il Veneto è pronto a questa nuova campagna vaccinale, l'ha ribadito e l'ha ribadito dedicandola soprattutto alle persone fragili e agli anziani. A te. Grazie allora Lucio per questo collegamento, naturalmente ritorneremo da te nel corso del telegiornale appunto per continuare a parlare di queste importanti tematiche, in particolare di questo convegno che è iniziato proprio pochi minuti fa relativamente alle colline del Prosecco e all'importanza anche in questa area del nostro territorio della apicoltura, quindi un discorso soprattutto in chiave ambientale. Noi ora apriamo un'ampia pagina del nostro TG dedicata ad un approfondimento sul turismo che con l'arrivo delle vacanze di Pasqua si sta preparando, sta scaldando insomma i motori in vista della bella stagione. Vedo che abbiamo già collegato, e lo ringrazio per essere con noi, Paolo Bertolini, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Cavallino Tre Porti. Buongiorno Bertolini, grazie per essere con noi. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie. Allora, peraltro tra poco si collegherà anche Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Quindi Bertolini, si stanno scaldando i motori in vista della partenza della nuova stagione appunto con le vacanze di Pasqua. Vacanze di Pasqua che inaugurano proprio solitamente quella voglia di plein air, quella voglia di stare all'aria aperta per la quale il territorio di Cavallino Tre Porti rappresenta un punto di riferimento europeo per le strutture appunto all'aria aperta, per il grande numero dei campeggi. Certo, diciamo la punta di diamante è la stagione estiva vera e propria con le lunghe spiagge, ma anche nella bassa stagione si sta facendo molto per incentivare gli arrivi sul territorio. Penso ad esempio alle nuove piste ciclabili, agli itinerari anche nell'entroterra molto bello, che possono essere in qualche maniera di grande attrazione per i turisti, no? Sì, Cavallino Tre Porti è un'eccellenza veneta, un'eccellenza italiana ed europea. È la capitale, come accennava lei prima, è la capitale europea del turismo all'aria aperta. Abbiamo direi non proprio sofferto tanto, però questi ultimi 2 anni sono stati abbastanza difficili, ci hanno visto impegnati su più fronti, purtroppo la pandemia ha colpito un pochino tutti, però devo dire che il turismo all'aria aperta è forse tra le tipologie di turismo che forse meno hanno risentito delle grandi problematiche che trasversalmente hanno tutti purtroppo subito. Direi che quest'anno è iniziata bene, perché finalmente siamo riusciti dopo 2 anni ad aprire in questi giorni. Più del 50% della ricettività di Cavallino Tre Porti è aperta.
Quindi grande disponibilità da parte delle aziende di aprire presto, quest'anno è possibile senza grandi problemi. Io ho visto, tra le altre cose, oggi muovendomi sull'autostrada del Brennero, decisamente un fiume simpatico e carino di targhe tedesche, austriache e svizzere che stanno raggiungendo l'Italia, e molti sono diretti proprio a Cavallino Treporti perché numerosi erano proprio i camper e le roulotte. Credo che sarà una stagione più che buona. Noi siamo assolutamente, si fa fatica a dire positivi perché ormai questo termine è un po' pericoloso, però siamo assolutamente contenti nel vedere che da parte dei nostri ospiti c'è questo forte legame con i nostri territori, e quest'anno sembra che decisamente ci sia ritornata questa voglia, questa passione di voler fare vacanza in Italia, ed il Veneto senz'altro, lo sappiamo, è una tra le regioni più importanti d'Italia, e per quanto riguarda senz'altro l'open air, Cavallino Treporti credo che non sia seconda a nessuno. Direi quindi bene, un buon inizio, siamo assolutamente impostati bene, l'organizzazione direi che ha sfruttato bene l'inverno per prepararsi bene, prepararsi a tutto ciò che sono i desiderata dei nostri ospiti, ma per farli stare anche in sicurezza. Noi non approfondiamo più il tema del Covid perché non lo riteniamo senz'altro un tema chiuso, stiamo molto attenti, però vogliamo che si capisca e si percepisca che in sicurezza la vacanza può essere assolutamente passata bene. Tutti i provvedimenti che dovevano essere presi sono stati presi, e c'è l'assoluta tranquillità anche da parte delle autorità sanitarie che ci hanno assolutamente tranquillizzato, e credo che a parte noi, tutti coloro che lavorano nel nostro settore possono stare assolutamente tranquilli, e gli ospiti e le telefonate che abbiamo e l'interesse che c'è dimostra che una certa tranquillità c'è, ma senz'altro anche una buona attenzione, perché con una buona attenzione senz'altro potremmo essere. Ecco, si è interrotto il collegamento ecco, vedo adesso è ripartito, ma si è collegato anche nel frattempo Massimiliano Schiavon, che saluto e ringrazio per essere con noi, presidente di Federalberghi Veneto. Buongiorno Schiavon. Allora, per quanto riguarda il settore alberghiero, invece la situazione com'è? Anche ovviamente chiusa sostanzialmente la stagione invernale, la stagione dello sci, si riparte con quella di Pasqua che appunto inaugura di fatto la nuova stagione. Quali sono le aspettative e le prospettive che voi vedete da queste già prime giornate di prenotazione? Ma allora mi sento un po' di allinearmi a quanto già detto, sentivo poco fa dal collega, insomma, dell'area dei campeggi e della fascia costiera qui della costa veneta, quindi del Cavallino. Io posso confermarle un moderato ottimismo. Questo è il termine che mi sento di dire. Bisogna continuare a essere cauti. Però i dati che ci arrivano anche dall'Osservatorio Nazionale in questo momento ci parlano di 14 milioni di italiani che si metteranno in viaggio per le festività pasquali, e il 90% di questi 14 milioni passerà le vacanze in Italia, e quindi mi aspetto anche in Veneto, che è una delle regioni che offre maggiormente, sia per quanto riguarda l'offerta, diciamo, delle nostre città d'arte, terminata appunto la stagione invernale, ma anche quella del balneare. L'interesse, ovviamente stiamo guardando con grande attenzione l'andamento delle festività pasquali, che quest'anno vedono anche qualcuno prolungare un po', diciamo, la permanenza media, approfittando anche dell'altro, diciamo, festività del 24 e del 25 aprile, quindi ci portano anche ad avere permanenze un po' più lunghe rispetto
diciamo, ai trend del pre-pandemia ai quali eravamo abituati. Devo dirle che il moderato ottimismo si sta soprattutto delineando con delle percentuali anche interessanti rispetto ovviamente ai dati dell'anno scorso, ma ovviamente io direi più del 2019. Abbiamo un trend su tutta l'estate sulla fascia costiera delle nostre coste del Veneto che ha mediamente un 5-6% in più sul medesimo periodo di prenotazione, quindi data ad oggi. Abbiamo già un dato superiore in termini di prenotazioni che stanno entrando, con un segnale per noi importante, che è quello derivante dal mercato estero, dove la Germania, l'Austria, la Svizzera per quanto riguarda le spiagge e anche la Francia per quanto riguarda le città d'arte stanno dando dei segnali interessanti di buona ripresa, che testimoniano una grande voglia di venire in vacanza e soprattutto di venire in destinazioni che danno evidentemente una percezione di sicurezza e di attenzione anche all'aspetto appunto sanitario. C'è quindi diciamo, rispetto alle difficoltà oggettive che abbiamo purtroppo con cui ogni giorno ci confrontiamo, mi riferisco anche non solo a un po' anche uno strascico lungo di questo contagio che fortunatamente non interessa però le terapie intensive, mi riferisco al conflitto bellico che in Ucraina sta preoccupando una fetta del mercato che è quello soprattutto di provenienza dall'est, la Polonia e l'Ungheria, che nel totale dei numeri non sono numeri grandissimi, perché parliamo circa, aggregandoli, di 6 milioni di presenze sui 72 milioni di presenze che facciamo nel Veneto, che però comunque insomma qualche effetto lì da quelle aree di provenienza lo sta dando. Io credo che avremo quindi un'estate in cui importante per gli italiani che decidono di restare in Italia. Per quelli che usciranno, quel 10% che deciderà invece di affacciarsi alle destinazioni estere, verranno compensati credo da un maggior numero, diciamo, di clientela straniera che verrà nel nostro paese. Quindi un mercato internazionale di prossimità, quindi non ancora i voli intercontinentali che darebbero una grossa mano alle nostre città d'arte, però quantomeno abbiamo un mercato estero di prossimità, essendo noi vicino alle linee di confine, che stanno dando dei segnali insomma confortanti. Ecco Bertolini, per quanto riguarda il turismo all'aria aperta e appunto il mercato straniero, sappiamo naturalmente che la parte del leone la gioca soprattutto la Germania, l'Austria, in parte anche in numeri minori la Svizzera. Il turismo dai paesi dell'est, che quindi ovviamente per la situazione conseguente al conflitto in Ucraina subirà probabilmente un rallentamento. Nel vostro settore in che maniera incide? Ma diciamo che storicamente Cavallino Treporti non è mai stata una meta ambita dagli ospiti, diciamo, dell'est, probabilmente proprio dovuta al fatto che da noi si arriva col mezzo, quindi in roulotte o in camper, quindi a giro di compasso, possiamo definire così la distanza ideale per arrivare alla nostra destinazione, e probabilmente fino ad oggi non è mai stato un mercato interessante. Un mercato però delle potenzialità, cercando di capire le potenzialità di questi mercati. Chiaramente adesso c'è una battuta d'arresto e noi il grosso dispiacere che abbiamo nel sentire queste cose, come giustamente diceva Massimiliano prima, questa incertezza, questa diciamo un po' è sempre un mood per chi va in vacanza sapendo che ci sono queste situazioni aperte che comunque sono in Europa, non è mai una cosa simpatica. Speriamo che questo problema si riesca a risolvere in tempi ragionevoli. Direi che comunque Cavallino Treporti si sta riconfermando dalle prenotazioni che vediamo e da chi sta anche arrivando in questi giorni, oltre il 70% dei nostri ospiti riguardano sempre il centro-nord Europa, un 20-25% di ospiti italiani.
La nostra sfida importante è quella di riuscire ad allungare la stagione, come lei accennava prima. Questo è importante anche proprio per il mercato, se possiamo definirlo così, del lavoro, per i nostri collaboratori ai quali noi vorremmo sempre offrire più la possibilità di lavorare a lungo presso le nostre strutture o nell'indotto delle strutture. Oggi non si lavora più solo l'estate, ma si lavora anche l'inverno. Ci sono tutta una serie di attività che una volta non erano previste, che oggi invece conoscono grandi approfondimenti, in particolar modo durante l'inverno. La cura dell'ospite, poterlo seguire dove lui è, le famose CMR. Ci sono tutta una serie di nuove funzioni, di nuovi lavori che si stanno creando anche nel nostro settore e che vengono guardate con molta attenzione da parte nostra. In effetti, molto probabilmente, se posso accennare ad un problema che avremo quest'anno, e credo che sia purtroppo trasversale a tutti, una grossa difficoltà nel reperire collaboratori, nel reperire personale specializzato che sia di aiuto per mantenere alto il livello della qualità della nostra regione, che si è sempre contraddistinta su tutti i mercati internazionali, non solo per quanto riguarda la bellezza, la location naturale che ha la nostra regione, ma proprio anche per la qualità dei servizi offerti. Gli alberghi, i campeggi, le case di vacanza, cioè noi non abbiamo sbagliato poco per fortuna in passato, ma ora, ripeto, un po' di difficoltà la stiamo riscontrando proprio nel reperire personale poi che dovrà essere preparato e senz'altro più istruito rispetto a quello che era una volta, ma credo che Massimiliano possa in questo argomento essere ancora più preciso di me, perché si sta dando molto da fare per fare in modo proprio che tutte le nuove generazioni, particolarmente i giovani, possano capire le grandi potenzialità che il Veneto sta esprimendo, che ha espresso in passato, ma che potrà esprimere molto di più in futuro, se oltre, ripeto, a delle location fantastiche riconosciute da tutto il mondo, tra le più belle al mondo, avere anche poi del personale, dei collaboratori che riescano a far capire le bellezze del nostro territorio, a spiegarle bene e non fare rimanere l'ospite oggi statico in una destinazione, ma che siano in grado anche di consigliare tutti i territori che sono vicini a noi, in modo che l'ospite possa muoversi con tranquillità, serenità, ma anche informato. Oggi l'ospite non è più quello di una volta, è un ospite preparato, viene da noi, sta volentieri in spiaggia, prende il sole volentieri, ma vuole mangiare bene, vuole girare il territorio, vuole capire cosa c'è attorno a sé. Ecco che queste sinergie tra destinazioni saranno in futuro sempre più importanti, e di lavoro che stiamo facendo anche noi come Costa Veneta è di fondamentale importanza su questi argomenti, perché riusciamo così a creare un turismo diffuso che non vede una destinazione fine a se stessa, ma vede il Veneto come una grande destinazione. Senz'altro, e questo è un problema sottolineato più volte da tutti gli operatori del settore, no, Schiavon, quello di reperire manodopera qualificata, personale, collaboratori in questa fase, stagionali, ma non solo, perché appunto le stagioni, l'abbiamo sentito, diventano sempre più lunghe. Lo stesso problema si sta verificando anche nel settore della ristorazione, dei pubblici esercizi nelle città d'arte. Quindi che cosa sta succedendo? Come mai questi settori non riescono più ad avere quell'appeal di un tempo, soprattutto tra i giovani, immagino, ma non solo? Ma allora, certamente molto è cambiato, molto cambia e molto cambierà. Questa è, insomma, l'immagine di un turismo che è in perenne dinamicità e cambiamento. Sicuramente le dinamiche legate alla difficoltà nel reperire collaboratori, cominciamo anche a usare i termini giusti, perché secondo me c'è una rivoluzione industriale in atto anche di rivisitazione del modello organizzativo interno delle aziende del turismo, che devono
chiamare anche le cose con il nome giusto. Oggi non si parla più di manodopera e di costo del lavoro, si parla di capitale umano, si parla di collaboratori, questo a significare un maggiore coinvolgimento anche degli staff e degli organici negli obiettivi aziendali. Questa è una mission che l'impresa alberghiera, che è costituita prevalentemente da organizzazioni a modello familiare, deve fare in termini di sforzo per coinvolgere maggiormente la sua forza lavoro, il suo capitale umano e i collaboratori nel cercare di coinvolgerli appunto in quelli che sono gli obiettivi aziendali. C'è un tema importante che il mercato ci richiede, costante, che è un forte innalzamento del livello qualitativo della nostra offerta, e per fare questo si passa attraverso ovviamente una formazione che interessa sicuramente i nostri collaboratori, ma interessa anche i nostri manager e i nostri titolari d'azienda, quindi la necessità anche di riformarsi un po' secondo quelle che sono le nuove dinamiche del consumo, e questo comporta rivedere un pochettino, come le dicevo, il modello di business. Questo anche per cercare di essere più attraenti, perché un po' di analisi va fatta. Noi abbiamo adottato per tanti anni un modello organizzativo aziendale che è un po' quello del secolo scorso e che difficilmente parla un linguaggio che attrae i giovani. Oggi dobbiamo assolutamente cercare di farli coinvolgere, di dare soprattutto a questi un'opportunità di crescita all'interno delle nostre aziende, quindi attraverso la formazione di potersi un po' emancipare, di creare le condizioni economiche che fino ad oggi una stagionalità ha fatto fatica a generare, cioè anche la possibilità quindi di fare dei progetti per il futuro, di potersi organizzare anche in termini di magari quando si va a richiedere un mutuo per la casa, un finanziamento eccetera. In questi termini la stagionalità ha creato dei problemi in passato, quindi dobbiamo assolutamente ricostruire un modello che dia le garanzie di continuità, di allungamento stagionale, di sinergie anche secondo un ciclo di continuità del lavoro estivo ed invernale per allungare appunto la prospettiva del lavoro delle persone, in modo da rendere il nostro settore un po' più attrattivo di quanto oggi già non lo sia. Le dico, siamo assolutamente convinti che sarà un settore che crescerà moltissimo, avrà un'impennata da qui ai prossimi anni incredibile di richiesta, e chiaramente di pari passo noi avremo sempre più bisogno di assumere ragazzi, di assumere nuove professionalità, e in questo anche mi consenta di dire due parole sulle fondazioni ITS. Noi in Veneto possiamo vantare il primo ITS turismo d'Italia in termini di risultati, in termini di formazione. Non basta, abbiamo bisogno di metterci insieme anche con l'università, abbiamo bisogno di coinvolgere i nostri manager delle nostre strutture ricettive affinché insieme si riesca a creare un modello che onestamente è stato vincente per tutti questi anni nella Regione Veneto, prima regione per presenze turistiche, ma che ha anche la responsabilità di continuare ad esserlo da qui in avanti e da traino anche per la ripartenza del Paese Italia. Quindi sentiamo forte questa responsabilità. Credo che già abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti obiettivi su quale può essere un modello di attrattività, e creare le migliori condizioni perché questo avvenga, perché insomma ci si alza la mattina con la voglia di venire a lavorare, di iniziare a entrare nel nostro settore con grande entusiasmo, e insomma che si riesca soprattutto a farlo con un ottimo livello qualitativo, così come il mercato in questo momento ci sta richiedendo. Non abbiamo la soluzione in tasca, è un processo culturale di riformazione anche della nostra classe dirigente, ma soprattutto insomma già avere la consapevolezza che c'è del lavoro da fare in tal senso. È un po' come dire, dobbiamo imparare a parlare ai nostri clienti per attrarli, ma dobbiamo anche parlare di più con i nostri collaboratori proprio per attrarli e convincerli degli obiettivi che ci siamo dati. Credo che comunque si stia facendo un buon lavoro sia con la parte sindacale che con la parte datoriale, ma soprattutto anche dal punto di vista della formazione abbiamo imboccato la strada giusta. Questo mi fa stare abbastanza anche qui moderatamente ottimista. D'altra parte faccio l'imprenditore e quindi ho il dovere anche di esserlo. Ecco, un approccio culturale quindi che deve cambiare sia da parte dell'imprenditore che da parte
parte anche di chi si approccia a queste professioni che ormai evidentemente non sono più quelle di una volta, sono chiaramente cambiate. Ma prima di chiudere c'era un'altra domanda che volevo farle per fare un punto sulle città d'arte. Si diceva del turismo diciamo di prossimità o comunque quello europeo, manca ancora all'appello quello internazionale, sicuramente internazionale, diciamo intercontinentale, pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo all'Estremo Oriente, che rappresentavano sicuramente un bacino molto importante per le nostre città d'arte, da Venezia a Verona, a Padova, anche ora che dopo il riconoscimento UNESCO sicuramente sta avendo un nuovo sprint, no? di arrivi. Sicuramente la situazione, il conflitto in Ucraina oltreoceano fa percepire in maniera sicuramente diversa anche da quella che possiamo percepire noi, no? la situazione in Europa. Abbiamo sentito di albergatori che ricevono mail da americani che dicono: non veniamo a Venezia perché da voi c'è la guerra. Sì, allora guardi, una guerra si concilia sempre molto male con un concetto di turismo, cioè laddove viene meno un po' il concetto di sicurezza e la guerra purtroppo rientra tra questi, insomma mal si concilia con il processo decisionale di una vacanza. Detto questo, sicuramente per le nostre città d'arte, Venezia in testa, ma anche Verona, come accennava lei poc'anzi, il mercato cinese e il mercato americano erano dei mercati che facevano numeri importanti e avevano anche una buona capacità di spesa e quindi di ricaduta per tutto l'indotto. Dal punto di vista, diciamo, del mercato russo, i numeri non erano così elevati perché facciamo circa 1 milione di presenze, però erano presenze significative appunto in termini di capacità di spesa che si posizionavano su strutture ricettive a 4 stelle superiori o 5 stelle. Per quanto riguarda il mercato americano, che prima dell'inizio del conflitto bellico in Ucraina aveva cominciato a dare qualche segnale di ripresa e anche avevano ricominciato le rotte, diciamo, intercontinentali, quindi gli aeroporti ad aprire di nuovo le tratte, purtroppo l'americano è un turista molto sensibile a queste dinamiche, oltretutto ha un concetto delle distanze diverso da noi europei. Una guerra in Ucraina per loro è una guerra in Europa e molto spesso la distanza dal nostro paese a quella del conflitto per loro appare molto breve, quindi in termini di sicurezza non si sentono motivati a prenotare. Quindi purtroppo vediamo un po' arrancare la ripresa in un momento in cui ci contavamo, se non altro per la diminuzione dell'effetto pandemico, e c'è obiettivamente una frenata. Anche le nostre città d'arte, devo dirle, sulla Pasqua i segnali sono comunque abbastanza positivi. È certo che il mercato non è quello a cui queste erano abituate, quindi stanno parlando in questo momento a un cliente che c'era ma con numeri sicuramente minoritari rispetto al passato, e quindi, come le dicevo, il mercato di prossimità, tutte destinazioni di provenienza che sono raggiungibili con i mezzi propri, quindi con la macchina. Austria, Germania, Svizzera e Francia erano i riferimenti che le facevo prima. Certamente non la Cina, certamente non la Russia, non l'abbiamo vista lo scorso anno, non la vedremo certamente neanche quest'anno, e gli americani io credo stiano alla finestra a capire quali saranno le prossime dinamiche. E quindi sarà fondamentale per capire cosa accadrà sì, a livello internazionale, prima di poter. Bertolini, proprio per concludere, quindi si avvicina la Pasqua, una Pasqua all'aria aperta, per un turismo più di prossimità, ma comunque da vivere, insomma, all'aperto, sperando che il meteo ci aiuti. Sì, è importante chiaramente in questa stagione è che il tempo sia bello, o quantomeno non piova, perché i nostri amici centro-nord europei sono abituati anche a temperature un attimino più rigide di quelle a quale siamo abituati noi. Però le dirò che nonostante l'incertezza anche forse del tempo di questi giorni qua, non si sono spaventati, anzi come le dicevo prima, le autostrade sono per fortuna piene di automezzi che si stanno spostando, e questo senz'altro è il miglior auspicio, è la miglior cosa che ci poteva succedere in questi
in questi giorni, anche perché dà molto fiducia a tutto il settore, che per quanto possiamo avere delle idee, le exit poll sentite dagli ospiti in città di qualche giorno fa, poi devono tradursi in numeri, e i numeri li vedi poi al di là delle prenotazioni, li vedi poi sulle strade, perché il turismo all'aria aperta ancora lavora parecchio così: se il tempo è bello, se diciamo le novità che noi proponiamo, se tutto è a posto, allora l'ospite si mette in marcia, parte con il suo mezzo e ci viene a trovare. Anche se qui devo dire che un forte cambiamento è in atto, e cioè il rischio di rimanere magari fuori dai campeggi, perché i campeggi, parlo dell'alta stagione chiaramente, non di adesso, sono magari pieni, ha indotto l'ospite a cercare sempre di più la prenotazione, quindi anche le nostre aziende si stanno organizzando in questo, offrendo la possibilità di prenotare anche le piazzole, come ormai tutti sono abituati. Prima di partire è sempre meglio prenotare, in modo da poter arrivare e non rischiare di rimanere magari in strada una notte o due in attesa che si liberi una piazzola. Certo, io vi ringrazio allora per essere stati con noi, grazie a Paolo Bertolini, Consorzio di Promozione Turistica Cavallino Tre Porti, e a Massimiliano Schiavon, Federalberghi del Veneto. Una buona giornata e un buon lavoro, grazie. Grazie a voi e buona Pasqua a tutti. Grazie altrettanto, un saluto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Proseguiamo ora con la cronaca, ci colleghiamo con Venezia, con la nostra Ilaria Marchiori, che con Paola Barbato, ecco, le vedo collegate in diretta, ci potranno fornire tutti gli aggiornamenti relativi a quell'importante operazione dei Carabinieri cui vi accennavo prima, relativamente ai controlli in vista delle vacanze di Pasqua, soprattutto sul settore della ristorazione. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo, come vedete, proprio davanti alla caserma dei Carabinieri di Mestre in via Meiranese, perché è stata condotta un'importante operazione, come hai già anticipato tu, dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia, che sono stati però coadiuvati dai colleghi di Mestre, di Chioggia, di Portogruaro e di San Donà di Piave, nell'ambito proprio di queste attività finanziate a contrastare il fenomeno del lavoro nero ed eventuali regole sulla sicurezza e quant'altro che devono rispettare soprattutto nell'ambito della ristorazione, proprio in vista delle festività pasquali. Ebbene, i numeri sono davvero importanti, perché sono state controllate ben 23 ditte operanti nel settore della ristorazione e di 75 lavoratori 19 sono risultati in nero, come si suol dire. 14 invece le sospensioni dell'attività di impresa e 53, abbiamo proprio qui i numeri scritti alla mano, perché ricordarli tutti non è semplice, diciamo 53 le violazioni in materia di sicurezza che sono state accertate. Non fosse sufficiente, ovviamente ci sono state tutte le sanzioni del caso, per un totale di 235.000 euro. Ora vi parlo proprio di alcuni casi particolari di questi locali che sono stati controllati. Il primo riguarda Marghera. Sono state comminate sanzioni per 35.000 euro e 45.000 euro di contributi e premi assicurativi che sono risultati non versati. Durante i controlli, infatti, all'interno è stato trovato un lavoratore di origine algerina che era impiegato nel ristorante con la classica mansione tuttofare. L'operaio lavorava nel locale da circa 5 anni
anni, però non era stata effettuata a suo carico alcuna copertura assicurativa, dunque lavorava come tuttofare in nero da 5 anni ed era pagato 4 euro all'ora. L'attività ha consentito di recuperare circa 30.000 euro di contributi che sono stati evasi e 15.000 invece di premi assicurativi, oltre che contestare ovviamente al gestore sanzioni per un importo totale di 35.000 euro. Non è tutto, perché se ci spostiamo a Venezia, nel centro di Venezia, sono stati chiusi 3 locali e irrogate sanzioni per 150.000 euro. Stiamo parlando delle zone della Movida di Rialto, dove il controllo ha permesso di identificare 25 lavoratori, 5 dei quali sono risultati in nero, e sono state riscontrate anche in tutti gli esercizi commerciali di questi 3 locali carenze sanitarie all'interno delle cucine, che hanno portato appunto all'immediata chiusura dell'attività. Ci spostiamo nuovamente in terraferma, perché anche a Mestre è stato chiuso un locale ed è stata data una maxi multa di 26.000 euro. Si tratta di un locale che era gestito da un cittadino straniero, all'interno del quale sono state riscontrate delle violazioni sulla regolarità nei luoghi di lavoro e soprattutto significative criticità in relazione alla normativa in materia di igiene. L'attività dell'esercizio è stata sanzionata per un importo di 20.000 euro e dunque sospesa. Come vedete è stata una grandissima attività che non ha permesso solo di trovare lavoratori in nero senza copertura assicurativa e sottopagati, ma anche proprio riscontrare altre anomalie all'interno di chi gestisce i locali. Infine anche a Quarto d'Altino è stato chiuso un locale e è stata irrogata una maxi multa di 45.000 euro. Si tratta di un locale, anche questo a conduzione straniera come quello mestrino, all'interno del quale sono stati trovati 2 lavoratori irregolari. I militari hanno scoperto che questi 2 lavoratori, nel somministrare bevande e alimenti ai vari clienti senza le previste autorizzazioni sanitarie, senza alcuna forma di copertura assicurativa e contributiva, dunque in nero, continuavano tranquillamente la loro attività. Si tratta tra l'altro di un locale addirittura sconosciuto al fisco, gestito da una cittadina di origine marocchina e inquadrato come associazione sportiva, che invece in realtà serviva solamente per nascondere una vera e propria attività imprenditoriale, però mai iscritta al registro delle imprese. Il locale è stato appunto sospeso in attesa della regolarizzazione delle attività emerse e ovviamente multato. Dunque sono numeri importanti, numeri molto grossi che sono stati effettuati dai carabinieri nel controllare lavoratori in nero e appunto irregolarità all'interno di vari locali del centro storico e della terraferma in vista delle attività pasquali. Questo è il quadro generale. Questa sera nel corso del nostro telegiornale avrete ulteriori dettagli, perché avremo anche il comandante della compagnia che illustrerà anche un po' questa operazione un po' più nei dettagli, quindi se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria per questo collegamento, grazie a Ilaria Mercoria e Paola Barbato da Venezia, buon lavoro. A voi, grazie. Grazie, ciao. Noi ora parliamo di un altro argomento sicuramente di grande interesse per il nostro pubblico. Ne accennavamo prima nel corso del collegamento con il Presidente della Regione Zaia, ed è quello relativo alla 4ª dose di vaccino che dopo l'ok di EMA e dell'ACDC anche l'Italia ha deciso di somministrare agli over 80, agli ospiti delle RSA e ai pazienti fragili al di sopra dei 60 anni. Per parlare di questo ringrazio per essere in collegamento con noi Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA di Treviso. Buongiorno Pavan. Buongiorno. Buongiorno.
Allora, è una notizia che stavate attendendo questa, perché purtroppo abbiamo visto che in queste ultime settimane, con questa quarta ondata, ci sono stati numerosi casi di contagio anche nuovamente all'interno delle RSA del Veneto. Fortunatamente il vaccino fino ad ora ha fatto il suo lavoro anche bene, nel senso che i ricoveri e le situazioni di malattia grave sono state poche, per fortuna, però c'è una certa preoccupazione anche perché potrebbe venir meno con il passare dei mesi la copertura offerta dalla terza dose, dalla dose booster. In questo senso, nelle vostre strutture com'è la situazione? La fotografia delle 54 RSA che sono presenti all'interno del territorio della provincia di Treviso dell'US 2 è abbastanza buona, perché complessivamente noi abbiamo 400 persone positive al Covid. Di queste il 90% non ha alcun sintomo, e il 10% ha qualche sintomo tipo influenza, qualche colpo di tosse, un po' di febbre. È importante ricordare che delle 400 persone solo 7 persone sono ricoverate in ospedale. Di queste 7 persone 5 per problemi correlati al Covid, non per Covid, mentre 2 persone di queste 400 sono ricoverate con qualche problema respiratorio importante, con qualche problema Covid correlato. Quindi il piano complessivo è abbastanza buono. Dobbiamo dire che probabilmente la popolazione anziana è la più vaccinata d'Italia, nel senso che oltre il 99% dei nostri anziani ha avuto le 3 dosi di vaccino. Questo è molto importante, perché ha risparmiato la morte delle persone, e la morte delle persone è risparmiata anche dal fatto che l'Omicron 2, questa variante ulteriore, ha in qualche modo abbassato la sua aggressività, è diventato molto più infettivo, si espande rapidamente, basta vedere, i problemi sono molto più alti nel territorio che nelle RSA oggigiorno, però ha abbassato la sua aggressività, e infatti, essendo la popolazione in assoluto più debole, credo che i risultati che abbiamo finora sono risultati ancora relativamente buoni. Questo ha determinato anche un approccio diverso da parte delle RSA nei confronti dei parenti. Diciamo che noi apriamo le strutture a macchia di leopardo, cioè nelle nostre strutture ci sono i reparti, i nuclei, come si dice, no? E all'interno di questi reparti, quando un reparto, c'è qualche persona infetta, chiudiamo il reparto, non chiudiamo tutta la struttura, in modo tale da poter consentire, pure a macchia di leopardo, una continuità di relazione con i parenti. Una cosa da aggiungere, che è importante, è che certamente ci stiamo attrezzando sul piano tecnico, per affrontare questo grave problema che da più di 2 anni ci affligge. Però è cambiata anche la psicologia delle persone, sia di chi ci lavora, sia di chi ci abita, sia dei parenti che ci frequentano. E nella nuova psicologia, in qualche maniera, forse per stanchezza, tutti noi, anziani, operatori e familiari, siamo molto vicini a dire bisogna conviverci, cerchiamo di convivere non dico con leggerezza, certamente con attenzione, certamente con tutte le prevenzioni del caso, però non possiamo più far mancare i rapporti e le relazioni tra le persone. Questo lo percepiamo come cambiamento importante. E senz'altro questa infatti è stata anche una delle sofferenze maggiori, no? in questi 2 anni di pandemia, al di là naturalmente di tutto quello che è stato proprio sul fronte sanitario. Dal punto di vista psicologico e relazionale è stato proprio soprattutto, no, questa mancanza delle relazioni con i propri cari, con i propri familiari. In questo senso, ora come si sta procedendo? Con tutte le dovute cautele, ma c'è una maggiore apertura appunto proprio alle visite?
In assoluto mi sento di dire sì, nel senso che 6 mesi fa, se avevamo qualche caso all'interno di una residenza, veniva chiusa la residenza e non si poteva entrare finché i casi non erano del tutto debellati. Adesso, essendo le stanze, i reparti insomma separati, riusciamo a circoscrivere le situazioni proprio per avere un minimo di prevenzione, ma poi continuiamo, dicevo prima, a macchia di leopardo ad accogliere i parenti con ovviamente le prescrizioni del caso, il controllo, l'autodichiarazione e così via. Qualche problema ce l'abbiamo con chi non ha nessuna vaccinazione. Io non li chiamo no Covid perché nessuna vaccinazione può averla anche per motivi sanitari, insomma, quindi vorrei superare il tema delle etichette e cercare qualche forma di convergenza, insomma, per aiutare tutte le persone a mantenere delle relazioni, insomma. Ecco, in questi casi noi apriamo esclusivamente qualora ci fossero situazioni di terminalità o situazioni di problematicità di carattere cognitivo e affettivo e di depressione, eccetera, eccetera, molto importante. Ecco, cerchiamo di mantenere, il bersaglio fisso sulle relazioni umane, perché sono il sale e sono la sostanza del nostro lavoro. Ecco, per quanto riguarda quindi questa quarta dose, avete già, è notizia freschissima insomma di ieri, è arrivato ieri pomeriggio il via libera da parte del Ministero della Salute, quindi avete già preso contatti con le aziende sanitarie, come vi organizzerete? Guardi, noi abbiamo un esercito di pace, ecco, un esercito di pace, e non intendo solo quello delle RSA, intendo anche tutte le squadre a task force dell'ULSS, e siamo allineati e siamo pronti a partire con la quarta dose quando lo start insomma ci viene dato. I nostri anziani sono novantenni, hanno passato quando avevano 15 anni la guerra e sono pronti ad affrontare tutte le evenienze che questa crisi ha e sta comportando. Aggiungo che noi siamo pronti per partire, oramai siamo molto abituati, abbiamo acquisito un'autonomia importante e quindi quando l'ULSS ci alzerà il telefono per dire andiamo, insomma, io credo che la squadra che finora ha gestito tutta l'operazione dell'RSA, e intendo ULSS e i centri di servizi, insomma, darà il risultato in termini di tempo anche abbastanza celeri. Siamo molto abituati. Sottolineo un aspetto di grande difficoltà, l'unico aspetto, forse il più grande aspetto di grande difficoltà, ed è legata alla cronica, oramai famosa, disgraziata precarietà delle professioni sanitarie. Insomma, il tema degli infermieri, degli operatori, dei medici è un tema grave che ci sta assillando, e noi stiamo cercando soluzioni continentali e internazionali, diciamo così, anche fuori Europa ovviamente. E infatti ha anticipato il titolo, la regia l'ha ora mandato proprio in onda in questo momento, perché era l'altro argomento che volevo appunto affrontare con lei, perché effettivamente ne stiamo parlando da anni, possiamo dire, ma la situazione è ormai davvero arrivata al limite. È drammatica. La situazione è assolutamente drammatica. Guardi, noi abbiamo fatto un concorso, parto dagli operatori sociosanitari, mediamente quando facciamo un corso abbiamo circa 250 iscritti, 300, e all'ultimo concorso erano iscritti 60 persone, quindi già questo la dice lunga sulle persone, e da considerare il fatto che queste 60 persone non sono disoccupati, sono persone che lavorano nelle cooperative e che cercano un'evoluzione della loro carriera, quindi in verità il buco professionale è un buco professionale consistente e importante. Aggiungo un altro elemento per dire, sul piano infermieristico, se l'operatore sociosanitario è un problema, sul piano infermieristico è un dramma, non è un problema, è un disastro. È un disastro perché non riusciamo a recuperare, sufficiente personale per adibirlo all'assistenza. L'ISRA stesso su 75 infermieri ne ha circa 60 stranieri, e sono stranieri che vengono dai paesi dove la loro retribuzione è bassa e cercano un miglioramento della loro vita.
però quando vengono da noi è un problema culturale, di lingua, di prassi, operativo, e quindi abbiamo bisogno di fare tutta un'azione di affiancamento che è costosissima e come dire, non sempre produce, abbiamo anche una certa percentuale di insuccessi, diciamo così, proprio perché provenienti da culture diverse. C'è un tema che ci assilla, noi possiamo agire con infermieri stranieri non iscritti all'ordine italiano grazie a una deroga che il Parlamento ha fatto, una deroga che scade il 31 dicembre di quest'anno. Ecco, che non si dica che non l'abbiamo detto, nel senso che se il 31 dicembre il Parlamento non ci dà un altro anno di deroga, il 50% degli infermieri che sono nelle strutture per anziani, intanto del Veneto, tanto per dire, vanno a casa, non sono illegali e non possono più continuare la loro attività. Noi ne abbiamo accolti, per dire, 18 dalla Tunisia, 14 dall'Argentina, altri 4 dal Brasile, adesso abbiamo contatti con la Repubblica Dominicana, insomma stiamo guardando nel mondo per cercare infermieri perché in Italia non riusciamo a trovarli. Se ci fossero degli italiani, diciamo, disponibili, noi ci siamo, insomma. Diciamo fino al 30 di dicembre, fino al 31 dicembre, insomma, 31, siete, come dire, in qualche maniera coperti, si fa per dire, perché comunque la coperta è davvero estremamente corta. Guardi, per quanto coperti, riguarda questi stranieri, no, ecco, solo per questo. Siamo coperti come Isra, però guardi, Verona ha chiuso 150 posti letto, Vicenza ne ha chiusi 100, Milano ne ha chiusi 60, Conegliano ne ha chiusi, altri ne hanno chiusi, ma non perché non ci sono gli anziani che, poverini, stanno facendo la fila per entrare nell'RSA, perché questo è un altro argomento ancora, come dire, di insufficienza di posti letto, perché l'invecchiamento della popolazione sta comportando esattamente questo. Ma di fatto, come Isola, siamo riusciti a fare questa operazione perché siamo grandi e abbiamo agito sul piano internazionale, ma tante altre strutture sono in gravissima difficoltà. Devo dire, Luis ha anche dato una mano, ma anche Luis è nelle stesse nostre condizioni, nel senso che gli ospedali hanno pochi infermieri, adesso il PNRR punta tutto sugli infermieri di comunità. Vorrei chiedere a chi lo ha stabilito dove va a trovarlo l'infermiere di comunità, per i prossimi 5 anni non se ne parla, e allora il PNRR, che dobbiamo realizzarlo domani mattina perché altrimenti non ci danno i soldi, io non lo so. Non lo so, insomma, è un paradosso, ecco, si punta sulla figura che non c'è, ancora una volta, insomma, qualche problemino ce l'avremo. Io la ringrazio per essere stato con noi, Pavan, per averci aiutato come sempre a fare il punto sulla situazione nelle case di riposo a 360 gradi, possiamo dire. Grazie a Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. Buon lavoro, grazie. Grazie a voi, grazie ancora, arrivederci. Grazie, arrivederci, un saluto. Noi ora andiamo in pubblicità, ma abbiamo il meteo, e a proposito di meteo c'è un aggiornamento che arriva proprio in questi minuti dall'area, in particolare della Pedemontana Trevigiana e del Grappa, Cavaso del Tomba, Possagno, Pederobba, Vidor, Quero. Nel Bellunese sono interessate da un temporale, da un violento temporale con grandine. Ecco, state vedendo appunto le immagini, una grandinata abbastanza forte. Fortunatamente i chicchi non sono grossissimi, però in grado di creare danni soprattutto agli alberi da frutto che sono in fiore in questo momento. Pubblicità, meteo, naturalmente pubblicità, poi ritorniamo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Weekend delle Palme con il transito di un fronte nord atlantico provocherà venti in rinforzo e qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato 9 aprile sarà caratterizzata da un tempo instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo per la presenza di tratti soleggiati al mattino. Possibili precipitazioni poi nel pomeriggio, dapprima sulle zone centro-settentrionali della regione, in estensione con il passare delle ore.
temporali in cessazione entro sera. Quota neve in calo a 1100-1300 metri sulle Dolomiti, a 1500 metri sulle Prealpi. Venti moderati da sud-ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 1 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo da nuvoloso a coperto con qualche pioggia che potrebbe essere anche intensa. Al mattino sulla costa soffierà vento sostenuto da sud. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 14-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui prevale il bel tempo, sarà infatti più asciutto con ampie schiarite soleggiate. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Torniamo a Godega di Sant'Urbano. Vedo che si è collegato nuovamente il collega Lucio Zanato, che sta appunto seguendo i vari eventi che sono in programma in questa giornata di inaugurazione della millenaria fiera dell'agricoltura. A te, Lucio. Sì, buongiorno di nuovo Marta, buongiorno di nuovo ai telespettatori di Antena 3, sono con il senatore Giampaolo Vallardi. Senatore, cominciamo dall'incontro di oggi, perché non possiamo neanche definirlo un convegno, è un incontro per parlare di territorio UNESCO, per parlare di ecologia, per parlare anche di api. Lei ha portato avanti una battaglia in Senato, una battaglia che è questo risultato. Sì, è il risultato del lavoro di squadra, un po' di tutti, un po' dei sindaci, un po' poi di tutti i volontari che amano le api, un po' di tutti i cittadini che amano l'ambiente. L'ambiente è il tema di oggi, ma soprattutto è il tema del futuro, e il minimo comune denominatore per avere un ambiente sano, la cartina tornasole, è l'ape. E quindi oggi le api che non solo fanno il miele, ma ci vanno a impollinare i fiori. Lo diceva Einstein, che se scompaiono le api nel giro di 4-5 anni poi non c'è vita sulla Terra, forse ci vogliono più di 4-5 anni. Comunque le api sono il nostro presente e il nostro futuro. Per questo stiamo lavorando in questa direzione, abbiamo fatto delle leggi che tengono conto delle api, sulle piccole produzioni locali, che da poco è diventata legge nazionale. C'è la vendita del miele in maniera strutturale, finalmente gli apicoltori possono vendere il miele all'interno di quella che è la legge che vede l'agricoltore come custode dell'ambiente. Stiamo inserendo in maniera strutturale il ruolo dell'apicoltore, proprio per divulgare e diffondere sempre più il ruolo delle api come elemento centrale della salubrità del nostro ambiente. È chiaro che in un territorio valorizzato come quello delle colline di Valdobbiadene, Conegliano e Valdobbiadene, riconosciute a livello nazionale, a livello mondiale come territorio UNESCO, non poteva che essere l'ape, oggi giustamente valorizzata. Oggi avevamo, grazie al governatore Zaia, grazie al sindaco Paolo Aguzzo, che ci ha ospitato all'interno di questa bellissima fiera, al quale faccio i complimenti, avevamo i 3 presidenti delle associazioni nazionali di categoria, Prandini, Giansanti e Scanavino, proprio a suggellare l'importanza di questo tema, di questa giornata. Senta però, senatore, in un momento in cui si parla di guerra, in cui si parla di limitazioni di gas, quindi di energia, si parla di mancanza di materie prime, qualcuno potrebbe obiettare, ma le api perché? Quando abbiamo problemi molto più importanti. Sì, effettivamente parliamo di temi che assolutamente non eravamo abituati. Nel 2022 parlare di guerra pensavamo fosse fantascienza, invece è una triste realtà. Però non dobbiamo dimenticare quella che è l'essenza della vita. Io oserei dire che l'ape è l'essenza della vita. Dobbiamo recuperare sovranità alimentare, dobbiamo recuperare soprattutto anche il modo in cui andiamo a coltivare. Oggi abbiamo parlato di ricerca,
di investimenti sulla cisgenetica, sul genoma editing, per permettere di produrre di più con piante più resistenti. Ecco, se adottiamo piante più resistenti andiamo a usare anche meno anticritogamici. Se usiamo meno critogamici, di fatto salviamo le api. Quindi è un investimento sul futuro, la conoscenza è comunque investimento sul futuro, l'agricoltura 4.0 che stiamo portando avanti in Senato e al governo è un investimento non solo tecnologico, informatico, ma soprattutto di conoscenza per nuove coltivazioni che ci permettono di produrre di più e di inquinare meno. E io credo che l'ape stia benissimo al centro di tutti questi ragionamenti. Senta senatore, però nell'argomento appunto c'è stata questa, diciamo così, questa critica, siamo diventati troppo dipendenti. Il presidente Scanavino di CIA nazionale diceva abbiamo scoperto che la nostra pasta 100% grano italiano in realtà non può essere prodotta perché è 100% grano ucraino. C'è qualcosa che non funziona. Ma sì, noi forse per il passato qualche errore l'abbiamo fatto. È chiaro, bisogna partire dagli errori del passato, capire quali sono stati per poi migliorarci e io credo che sta proprio nell'intelligenza delle persone questo continuo miglioramento nella conoscenza e nel capire che qualche errore l'abbiamo fatto, forse abbiamo delegato ad altri la coltivazione di un qualcosa che noi pensavamo potessimo tranquillamente far fare agli altri. Sono gli errori della globalizzazione. Oggi abbiamo capito che la globalizzazione probabilmente va rivista, dobbiamo recuperare autonomia alimentare. Dobbiamo forse pensare anche a un'apertura verso sementi diverse, verso piantumazioni diverse, le piantumazioni che tralasciando completamente gli OGM che sono stati un errore del passato, oggi puntiamo alla cisgenetica, puntiamo al genoma editing. Ecco, però spieghiamolo a casa perché cisgenetica e genoma editing c'è chi già in questo momento comincia a alzare gli occhi, sì, dice cos'è? Ma è un qualcosa di positivo. Generalmente si faceva la selezione genetica di tutte quante le piante, si incrociavano le migliori, l'anno dopo le 2 migliori si continuavano a incrociare finché si andava verso un miglioramento della specie. Oggi siamo in grado di fare questo in laboratorio, mentre prima la selezione genetica chiedeva 2 anni, 5 anni, 10 anni, oggi non abbiamo più tempo per aspettare perché soprattutto per i cambiamenti climatici, con la siccità che sta arrivando o la troppa acqua che arriva nei nostri territori, troppa acqua quando non ci serve e la siccità quando arriva non abbiamo acqua a disposizione, quindi abbiamo bisogno di piante resistenti anche alla siccità, abbiamo bisogno di piante che siano comunque questo in armonia con il territorio. Io torno un attimo. Assolutamente sì. Ecco, io torno al suo ruolo e anche al suo ruolo di presidente della Commissione in Senato. Senta, sappiamo che ad esempio nella zona del Basso Polesine chi pensava di andare a lavorare il pomodoro per industria adesso sta già cambiando, vuole tornare a coltivare il mais, però ci sono ancora dei costi di gestione. Adesso ci siamo scoperti che il mais non ce l'abbiamo, ci siamo scoperti che l'olio di girasole non c'è più perché non lo coltiviamo più, ci siamo scoperti che appunto, come dicevo prima, il frumento, la nostra pasta 100% italiana è fatta col grano ucraino. Non è che dobbiamo ricominciare magari con agevolazioni ai nostri agricoltori affinché si ritorni a produrre, non dico in autarchia perché ci fa pensare a un periodo diciamo non bellissimo, però se non altro in autonomia. Sì, la sovranità alimentare secondo me è la base dei ragionamenti che stiamo portando avanti in questo. Ma innanzitutto col decreto Ucraina vengono dati soldi subito freschi agli agricoltori per compensare questo aumento di prezzi. Penso ai fertilizzanti chimici che sono in alcuni casi raddoppiati, in altri casi triplicati, alle sementi che sono tutti i costi in agricoltura sono aumentati in maniera esponenziale, l'energia. Lì stiamo facendo diversi provvedimenti, penso all'agrivoltaico, penso alle agevolazioni per chi si produrrà dagli scarti dell'agricoltura il biometano, quindi stiamo andando verso un'autonomia dal punto di vista energetico delle aziende agricole. Bisogna dare soldi freschi e li stiamo dando agli agricoltori perché bisogna seminare subito, bisogna ritarare le coltivazioni in campo. E poi anche il PNRR, come diceva più di qualcuno. Sulle coltivazioni in campo bisogna
aumentare i percorsi di filiera, lo stiamo facendo perché gli agricoltori devono sapere cosa piantare, devono avere la certezza di chi acquista il raccolto e soprattutto questo nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza, tanti soldi che arriveranno al mondo dell'agricoltura, tanti investimenti soprattutto sull'irrigazione, che è un po' un mio pallino fisso, ma sono convinto che senza acqua non riusciamo a fare agricoltura e quindi io credo che i prossimi anni siano sicuramente anni di grande lavoro, ma saranno anni che permetteranno alla nostra agricoltura di primeggiare nel mondo. Lo siamo già con la qualità, con la dieta mediterranea, con il Made in Italy, dobbiamo continuare in questa direzione. Ecco, un'ultima battuta. Non è che l'Italia deve proprio partire dall'agricoltura per ripensare tutto. Abbiamo detto che c'è il biometano, adesso magari sentiremo anche il presidente di Sarno che sul biometano ha rifondato per prima tutti i suoi mezzi, quindi un'idea c'era già ben prima dei problemi che stiamo affrontando adesso. Non è che proprio dall'agricoltura possa ripartire la rinascita di un paese che in questo momento è destinato a, come dire, subire dei danni di guerra. Ma guardate, da agricoltore, perché mi continuo a considerare un agricoltore, io credo che abbiamo superato la prima guerra mondiale grazie all'agricoltura, la seconda ancora di più, abbiamo superato la pandemia perché dopo aver ringraziato i medici e gli infermieri bisogna ringraziare gli agricoltori che a colazione, pranzo e cena ce l'hanno sempre garantita. Io credo che il futuro è l'agricoltura, quell'agricoltura che la davamo per scontata perché poi il benessere ci porta un po' anche a dimenticare, a non coltivare più l'orto, a tralasciare il terreno pensando, abbiamo delegato ad altri l'agricoltura, la delegavamo all'Ucraina, alla Russia, dove importavamo forse a prezzi che non erano neanche di mercato. Oggi la guerra ci ha fatto capire che tutto questo è sicuramente sbagliato, dobbiamo ritornare padroni a casa nostra, come si suol dire, non solo politicamente ma anche dal punto di vista agricolo. Dobbiamo ritornare indipendenti. Ecco, prima di sentire il presidente di Sarno, volevo sentire da Marta se aveva delle domande da studio. Sì, Lucio, allora intanto che magari tu ti organizzi per la prossima intervista, noi proseguiamo perché abbiamo in collegamento ora l'assessore Alessandro Manera con il quale parlavamo appunto sempre restando sul tema dell'ambiente, delle domeniche ecologiche, e torniamo da te tra una decina di minuti, Lucio. Sì. Ci risentiamo tra poco. Sì, allora. no, ma se vuoi possiamo anche fare, se mi senti, possiamo anche fare il rimbalzo perché Alessandro Manera sta piantumando moltissimi alberi nel comune di Treviso e qui in questo convegno, in questo incontro con il senatore Vallardi si è chiesto che gli alberi che vengono finanziati dallo Stato vengano finanziati anche per i piccoli centri rurali. Allora potremmo coinvolgere l'assessore Manera e anche il senatore Vallardi, se sei d'accordo. Così sentiamo anche noi, perché c'è anche questa novità che è emersa. Allora intanto Certamente. ci colleghiamo con l'assessore all'ambiente del comune di Treviso, Alessandro Manera, che ho visto poco fa collegato dall'auto. Eccola qua, buongiorno. Buongiorno assessore, non so se abbia sentito, abbiamo in collegamento dalla Fiera di Godega Lucio Zanato con il senatore Vallardi che parlava di questo spunto che è emerso. Ciao Alessandro. Poco fa nel corso di questa giornata importante, di questo importante convegno sulla questione degli alberi e delle piantumazioni che sappiamo ha coinvolto e sta coinvolgendo anche il comune di Treviso. Sì, intanto saluto il senatore e volevo fargli i complimenti per la preparazione e come ha affrontato il tema dell'agricoltura in maniera importante. Acqua qua fra un po' a Treviso ne viene giù tanta, quindi prepariamoci. Da questo punto di vista, dopo tanto tempo di siccità, siamo pronti a riceverla, anche perché tutti gli alberi che abbiamo piantumato hanno bisogno di acqua. È un tema sicuramente importante, qui anche il governo dovrebbe fare una riflessione, perché da una parte stiamo lavorando per emettere meno CO2 o fare abitazioni che consentano un consumo limitato di fonti fossili, dall'altra parte a Treviso stiamo facendo piantumazioni record di alberi, perché la CO2 va anche catturata, perché poi l'uomo respira ed emette CO2. Questo è importante, sicuramente molto importante, e io chiedo un aiuto dal senatore, che è sicuramente molto sensibile in questo, anche al governo, di aiutare anche chi poi questi alberi deve piantumarli e deve tenerli in serra, perché in questo momento c'è peraltro una carenza. È chiaro che il problema si affronterà a ottobre, perché ormai il periodo della piantumazione sta esaurendo, farebbe troppo caldo in questo momento, però è sicuramente un tema importante. Io vorrei sottolineare peraltro che il comune di Treviso, tra i primissimi in assoluto, ha dato grossi incentivi in piani di urbanizzazione per chi
cede terreni agricoli o aiuta il comune a piantumare alberi in cambio di crediti edilizi che vanno in realtà solo in altezza, quindi non c'è consumo del territorio, e questo è sicuramente un dato importante. Ecco, Lucio, a voi. Senatore Vallardi, cosa risponde? Ma innanzitutto complimenti al Comune di Treviso per queste sue iniziative, sicuramente uno dei più green, dei comuni più green, l'ha riconosciuto anche l'Europa per i recenti premi che sono stati portati a casa, quindi complimenti al Sindaco Mario Conte, complimenti all'assessore Manera, e sicuramente all'interno del PNRR si è tenuto conto del fatto che tutte queste amministrazioni giustamente stanno investendo sugli alberi. Lo stiamo vedendo con l'architettura verde, perché chiaramente il nostro territorio, l'Italia, è il bel paese, non solo oggi che parliamo dal territorio UNESCO, da Conegliano Valdobbiadene, ma quanti territori UNESCO abbiamo in questo paese, perché non c'è solo il Made in Italy in Italia, c'è sicuramente l'agricoltura quale colonna portante dell'economia italiana, ma c'è il turismo che sicuramente è aiutato e agevolato se il nostro territorio è un territorio, uno, ambientalmente sano, due, riusciamo a tenerlo bello, e non c'è solo l'architettura, non ci sono solo i quadri dipinti da visitare, c'è il mangiar bene, ma soprattutto i bei paesaggi. I bei paesaggi riusciamo a ottenerli con il lavoro di tante brave amministrazioni che in questo territorio vediamo come capofila il Comune di Treviso, ma in questa direzione e questa sensibilità che dobbiamo aiutare sempre più, perché questo è quello che ci chiedono i nostri cittadini. Ecco, però mangiare bene e soprattutto un ambiente bello, sano, possibilmente verde, possibilmente pulito. Però pare che manchino gli alberi adesso, siamo arrivati a non avere neanche più alberi nei vivai. Cosa possiamo fare come governo? Incentiviamo? Ma questo è un bene, perché se mancano gli alberi significa che tutti li stanno piantando. Sì, sicuramente bisogna pianificare in maniera diversa, bisogna rincorrere e riuscire ad azzerare questa richiesta di alberi, ma che ha un minimo comune denominatore molto ma molto positivo. Se mancano gli alberi è perché tutti li stanno piantando. Continuiamo a lavorare in questa direzione, soprattutto a piantare sementi. Oggi ne abbiamo date tante per i fiori, dobbiamo continuare anche con gli alberi. A te, Marta. Ecco, Assessore Manera, la vedevo annuire. Anche voi avete difficoltà nel trovare gli alberi da piantumare? Sì, in questo momento sì, anche perché noi abbiamo fatto un'operazione, si chiama Adotta un albero, in cui oltre a piantumare in ambito pubblico abbiamo deciso di regalare piante in ambito privato. E quindi i cittadini di Treviso, perché l'ossigeno che la pianta produce non ha confine, non è che si ferma all'interno del mio giardino o nell'area pubblica. Quindi abbiamo fatto questa operazione, l'avevamo fatta prima della pandemia, ha avuto un grandissimo successo, lo dico la verità. Forse, guardate, quasi inaspettato e molto più forte della prima volta prima della pandemia. È un fatto, e urbanisticamente parlando lo vediamo, che c'è una richiesta sempre di più di spazi verdi, spazi sani, perché la pandemia ha cambiato nella nostra testa quello che è il concetto di stare all'aria aperta. Noi stiamo peraltro agendo anche dal punto di vista della piantumazione piante millifere, perché le api, come diceva il senatore, sono il termometro del nostro ecosistema, oltre ad essere produttori di una sostanza buonissima e naturalissima, e quindi stiamo facendo molto in questa direzione. Io vorrei che un po' tutti ci seguissero onestamente, perché aver tracciato questa rotta, essere arrivati quinti in Europa anche per questo tipo di attività, è sicuramente una cosa importante, perché come non c'è il confine comunale, non c'è neanche il confine territoriale per la produzione dell'ossigeno. Ecco, Assessore, sicuramente quindi ben venga la piantumazione di nuove piante e di nuovi alberi. Certo, naturalmente non può essere questo l'unica arma, diciamo, che abbiamo a disposizione per combattere l'inquinamento e lo smog, perché poi chiaramente c'è anche tutta la questione dell'efficientamento energetico, fondamentale per le industrie, fondamentale per gli edifici pubblici e privati, che lo sappiamo, insomma, d'inverno soprattutto sono quelli che contribuiscono maggiormente alle emissioni inquinanti e peraltro, alla luce di quanto sta accadendo a livello internazionale con questa crisi energetica senza precedenti in Europa, diventa sempre più fondamentale ed importante un'autosufficienza o comunque un efficientamento maggiore di tutti gli edifici. In questo senso, diciamo, come Comune che cosa state facendo? Allora, consideri che noi quest'anno chiudiamo
nei primi 3 anni e mezzo del nostro mandato, considerando abbiamo avuto anche la pandemia, abbiamo dato 900.000 euro per il cambio caldaie, per le caldaie più vecchie. Considerate che in tutta la storia del comune di Treviso, quindi dai Romani al 2018, ne era stato dato 400.000. Noi ne abbiamo dati 900.000 in 3 anni e mezzo. In più, secondo me, nei prossimi anni noi inizieremo a vedere l'effetto del 110%. Qui io onestamente, oltre che assessore, sono anche militante di un partito, la Lega, come lo è il senatore. E la Lega si è molto spesa da questo punto di vista per queste normative sul 110%, perché ne vedremo gli effetti del prossimo anno, perché non è solo ristrutturare la casa dal punto di vista estetico, è un efficientamento energetico che porterà i suoi frutti nei prossimi anni. Questo dobbiamo anche dirlo. E peraltro il comune di Treviso, e qui abbiamo sicuramente, siamo stati anche precursori dei tempi, perché l'abbiamo fatto prima dell'inizio purtroppo di questa guerra. Siamo partiti con le prime comunità energetiche, abbiamo deliberato in giunta le comunità energetiche. Guardate che questo sarà una delle grandi rivoluzioni del fotovoltaico in ambito pubblico e privato, e vedrete che avranno un grande beneficio, perché l'energia che tu produci con il fotovoltaico non viene più dispersa, non essendo molto cumulabile, o restituita al gestore, che è l'Enel, non possiamo tenerlo nascosto, ma verrà condivisa tramite altri utenti. Un piccolo esempio: la scuola che nel proprio tetto produce energia fotovoltaica, il pomeriggio è quasi sempre vuota. Perché non dare questa energia alle case di riposo oppure ad altre strutture? Ecco, questa è una comunità energetica, noi abbiamo iniziato a fare le prime. Ecco, sono tutte questioni sicuramente molto importanti, no? Lucio, sento il senatore Vallardi, che però poi nel concreto faticano molto ad essere messe in atto, no? L'assessore Manera accennava per esempio al 110%, che peraltro è cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sentito anche dalle stesse categorie economiche coinvolte, come dai moltissimi privati, quante siano le difficoltà in questo momento e quante siano le persone che magari vorrebbero usufruirne o stanno cercando ma non ci riescono. Sì, sul 110% non è sicuramente è un cavallo battaglia dei 5 Stelle, ma è un cavallo di battaglia anche della Lega. Lì sono stato un po' esagerato da parte di chi un po' ne ha approfittato, quindi devo dire che il governo ha dovuto ritarare questa iniziativa, che comunque non va a invalidare assolutamente la sua efficienza e la sua efficacia. Ristrutturare una casa significa inquinare meno, spendere meno il riscaldamento, quindi sono soldi sicuramente molto ma molto ben spesi, oltre a mettere finalmente in moto tutto quanto quello che è l'indotto legato all'edilizia, che ne avevamo bisogno sicuramente in questo paese. I prossimi 2 o 3 anni secondo me sono anni importanti, fondamentali, saranno gli anni in cui si vanno a scaricare a terra tutti gli investimenti del PNRR sul solare, sicuramente sull'agrisolare, ma anche sul solare termico. Saranno gli anni degli investimenti sul biometano, che finalmente è stato capito anche a livello politico, dove devo dire i 5 Stelle non l'avevano assolutamente capito e ancora oggi l'hanno capito poco, ma il mondo dell'agricoltura lo sta aspettando a mani aperte, perché l'elettrico in agricoltura ancora, penso alla movimentazione dei trattori e quant'altro, ancora non è possibile, non c'è tecnologia, mentre sul biometano, che non inquina quasi niente, abbiamo la tecnologia pronta. Quindi saranno i prossimi 2 o 3 anni di grandi investimenti, saranno 2 o 3 anni di rivoluzione da parte del punto di vista dell'efficientamento energetico. Chiaro che quello che è successo, quelle tristi vicende Ucraina, Russia, che in questi giorni, sicuramente giorni di grande tristezza, ci hanno messo sicuramente in difficoltà, ci hanno visti anche un attimino impreparati sotto il profilo energetico. Personalmente spero che il gas russo non venga chiuso assolutamente, perché dobbiamo capire che quello è un altro tipo di ragionamento. Dobbiamo migliorare quella che era la nostra politica energetica. Forse 30 anni fa, dopo i fatti di Chernobyl, abbiamo agito in maniera troppo affrettata. Non si può decidere nel momento in cui succede una disgrazia, bisogna riflettere, tanto è vero che abbiamo tutte le centrali nucleari che stanno attorno ai confini del nostro paese, penso alla Francia, penso alla Jugoslavia. Forse non dovevamo a quel tempo rinunciare all'energia nucleare. Oggi stiamo pensando di nuovo al nucleare, che secondo me comunque è già superato, perché adesso abbiamo la fissione nucleare, che è un'energia pulita. Il ministro Cingolani ci crede molto. Penso che sia arrivato il momento che anche noi tutti quanti iniziamo a crederci, perché quella ci permetterebbe di avere energia pulita
a inquinamento zero. È il futuro al quale ci dobbiamo arrivare, dobbiamo gestire questi anni, la transizione energetica, abbiamo anche il Ministero adesso, chiaro che le cose non si fanno dall'oggi al domani, però di positivo abbiamo che tutti quanti stiamo lavorando nella stessa direzione e anche al di là delle divisioni politiche, e questo è sicuramente un passo in avanti. Ecco Marta, adesso noi dobbiamo congedarci dal senatore Vallardi perché ha gli altri ospiti che lo aspettano dall'altra parte, però stiamo per avere invece il presidente di Savno, perché Savno che sta partecipando, anzi che di fatto ha sostenuto questo incontro, è molto importante perché è stata tra le prime ad esempio a mettere le proprie macchine a biometano e tra l'altro nella progettualità di Savno Lucio, intanto finché arriva il tuo prossimo ospite io torno dall'assessore Alessandro Manera per continuare a parlare di ambiente e di ecologia, perché Treviso intanto nell'immediato ha due appuntamenti che coinvolgeranno la città, il prossimo domani quindi con la giornata ecologica, il successivo il lunedì di Pasquetta, giorno nel quale si è deciso di anticipare la domenica ecologica che inizialmente era prevista per il 24 di aprile. Come mai intanto, Assessore, questa decisione di cambiare data e spostarla al lunedì di Pasquetta? Abbiamo fatto diverse valutazioni sullo storico della movimentazione delle persone all'interno della città e quindi avevo deciso che 2 domeniche di aprile era forse un po' troppo pesante per la città e per tutto quello che è l'indotto. Il lunedì di Pasquetta ci sembrava una giornata giusta e quindi abbiamo fatto la verifica che domenica ecologica, ma in realtà si intende un festivo qualsiasi, e secondo noi è una data perfetta, e quindi di goderci una Pasquetta che girando per il centro di Treviso in bicicletta. Teniamo sempre conto che noi per legge dal punto di vista da una legge che peraltro proviene dalla Regione, dobbiamo farne 6, cioè durante tutto il periodo dell'ordinanza antismog. E fatto salvo, noi dicembre l'abbiamo saltata e ne faremo 2 ad aprile, quindi questa è stata la nostra scelta, ma 6 dobbiamo farne. E quindi abbiamo pensato che il giorno di Pasquetta potesse essere un giorno valido, tanto quello del 24. Quindi per consentire anche magari a qualche turista che verrà a Treviso di godere della città a piedi, di una città più vivibile insomma per pedoni e ciclisti, naturalmente per chi deciderà di raggiungere Treviso con la bicicletta. Prima di lasciarla andare, Assessore, perché vedo che sta scalpitando in auto e chiedo scusa per averla disturbata durante questo spostamento, ma ho visto che lei ha postato questa mattina una foto relativa a dei vandalismi che sono stati compiuti probabilmente nella notte sulla statua della Teresona in Piazza Indipendenza a Treviso. Sì, guardate, cioè io queste cose qua, sono stato ragazzo anch'io, siamo stati ragazzi tutti, quindi stupidaggini ne abbiamo fatte. Però questa maleducazione, contro delle statue, contro dei muri, io questa proprio non la capisco, guardate, non riesco a capirla e tanto li troveremo, perché prima o poi li troveremo, perché è un posto con 1000 telecamere, non è così semplice, perché chiaramente quando li vedi non riesci a identificarli subito, però prima o poi li troveremo. E poi come sempre verranno a piangere con mamma e papà dicendo che non lo sapevano, che non credevano, però è ora anche di finirla di questa cosa qua, cioè adesso bisogna che e ci vogliono delle punizioni esemplari, non solo economiche, secondo me, guardate, ci vorrebbero, se sono chiaramente maggiorenni, ci vorrebbe un periodo di lavori socialmente utili, cioè che si metta a disposizione della collettività e vedranno che gli passa la voglia, perché se pagano sempre mamma e papà o gli zii o i nonni e tutto va, come diceva mia nonna, in canarina, non è neanche così. No, è giusto che si prenda la responsabilità e paghino con del sano lavoro per la collettività, così se la ricordano prima di fare una stupidaggine del genere. Assessore, io la ringrazio, grazie davvero per essere stato con noi, buona giornata, buon fine settimana da Alessandro Manera, Assessore all'Ambiente del Comune di Treviso. Un saluto, grazie Assessore. Torniamo a Godega da Lucio Zanato. A te Lucio.
Sì, allora sono con il presidente di Savno, Giacomo De Luca. Presidente, noi l'abbiamo convocata perché intanto volevamo capire cosa c'entra Savno con le api. Beh, come cosa c'entra il Savno con le api? Siamo stati noi che l'abbiamo organizzato perché le api fanno parte del territorio, fanno parte della natura e noi siamo per la natura. Raccogliamo le immondizie per non inquinare la natura, abbiamo i fiori, regaliamo i fiori dopo che sono frutto della nostra raccolta dell'organico e produciamo il calore per le serre nostre dove abbiamo un sacco di fiori che diamo ai ragazzi e anche in questa occasione. Perché non dovremmo pensare al territorio, questo è il nostro territorio e ci teniamo che sia sempre più pulito. Ecco, in effetti noi l'abbiamo convocato perché Savno ha una sorta di ciclo chiuso, nel senso che voi raccogliete i rifiuti, l'organico lo compostate e di fatto fate il biometano con cui funzionano le macchine della raccolta. Racconti un po' questo meccanismo che forse pochi conoscono bene, perché poi tutto quello che viene raccolto in realtà viene poi riutilizzato. Quella che si chiama tanto di moda adesso l'economia circolare, noi la stiamo già facendo da un bel pezzo. Quasi tutti i nostri camion vanno a biometano. Da che cosa deriva il biometano? I nostri camion vanno a raccogliere la mattina presto i rifiuti, soprattutto l'organico. Con l'organico li portiamo nei nostri impianti dove facciamo due cose importanti. Non solo la parte liquida va a formare il biometano e anche l'anidride carbonica, il biometano per dopo far funzionare i camion che vanno a raccolta. La parte invece, quella solida, diventa compost, diventa biodigestato e che va a alimentare l'economia agricola, fertilizzare i camion senza usare la chimica, senza usare il resto. Quindi dalla terra torna tutto alla terra. Senta, poi un'altra cosa, in questi giorni qua stiamo parlando di mancanza di materie prime. Non è che possiamo dare una risposta proprio attraverso la raccolta differenziata del materiale, oppure ne raccogliamo ancora troppo poco per sostenere un'economia circolare anche in altre materie, ad esempio come ad esempio quella ferrosa? Io sto pensando che dobbiamo sollecitare la raccolta differenziata al 100%, perché da questo ritorniamo alla natura, prendiamo la natura e torniamo alla natura. Per quello che riguarda anche il ferro va tutto venduto dopo, tutto quello che viene recuperato, e noi recuperiamo quasi il 90% di tutte le cose. Incassiamo 4-5 milioni di euro per questa raccolta. Perché non lo dobbiamo fare? Anche il compostaggio, va bene farlo a casa, però sappiamo che ha anche i suoi lati negativi perché alimenta i ratti, alimenta le nutrie, queste cose qui. Se invece lo portiamo ai nostri stabilimenti, lo raccogliamo, lo portiamo ai nostri stabilimenti, abbiamo compost e biometano. Quindi, tanto per dargli una cifra, perché qualcuno non si rende conto di quanto biometano produciamo noi con il nostro gruppo, parlo del gruppo Sesa, Bioman e Savno. Ecco. Noi produciamo 120 milioni di metri cubi l'anno di biometano, che è molto meglio di quello naturale, perché questo è pulire il 98%, mentre quello naturale arriva al 91-92%. Quindi vuol dire che anche maggiore capacità questa è economia circolare. Maggiore capacità calorica. Certo. Ecco perché questo è il punto che dobbiamo. Questa è economia circolare, non tante parole tanto per parlare. Ecco, ma ad esempio i rifiuti ferrosi che giro prendono? Perché molti dicono che vanno all'estero e quindi noi perdiamo quella sovranità che potrebbe arrivare proprio dal nostro riciclo. Non è vero che vanno all'estero, perché la maggior parte vanno qui e anche nel nostro territorio, quindi a Padova, le acciaieri Vendrame e altri acciaieri. Quindi, prima viene selezionato perché raccogliamo tutti i ferrosi, dopo viene suddiviso perché c'è materiale ancora più pregiato che è il rame, che queste cose qui hanno quindi lo separiamo, dopodiché lo portiamo ai consumatori, quelli che lo lavorano, alla Beltrame e altri produttori di ferro, di cose. Quindi... Però diciamo dal suo punto di vista non riusciremo ad avere una sorta... Lucio, mi senti? Sì. Ecco, dobbiamo salutarci perché dobbiamo lanciare la pubblicità, siamo già in notevole ritardo. Io ti ringrazio davvero per questo collegamento e per queste notizie molto puntuali ed interessanti che ci avete fornito dalla fiera di Godega, dove appunto, lo ricordiamo, è nella giornata inaugurale in corso questo convegno che ha fatto il punto anche sulla questione delle api e delle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO. Grazie a Lucio Zanato e al tuo ospite. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra pochissimo. Eccoci
Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, ci colleghiamo ora con la nostra redazione di Padova dove c'è Chiara Gaiani che ha seguito questa mattina in centro a Padova la manifestazione per la sanità pubblica, la manifestazione regionale. Buongiorno Chiara. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, c'erano 1500 persone questa mattina a Padova, si sono dati appuntamento da tutto il Veneto. La manifestazione è stata organizzata dal COVESAP, il Coordinamento Comitato Veneto per la Sanità Pubblica. Appuntamento a 9:45 alla stazione dei treni di Padova, poi in corteo percorrendo le vie del centro hanno raggiunto la prefettura dove ci sono stati i comizi finali. Che cosa chiedono i cittadini? Chiedono di tornare a quella che è la buona sanità pubblica veneta, puntano il dito sui tempi d'attesa per qualsiasi tipo di prestazione all'interno della sanità pubblica, temono che queste liste d'attesa possano arrivare a toccare anche interventi per patologie importanti e purtroppo alcune di queste cose già si sono verificate in questi 2 anni di pandemia a causa del grosso impegno di tutto il sistema sanitario pubblico della nostra regione. Poi c'è il grosso problema dei servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'assistenza agli anziani o per esempio ai malati terminali o oncologici. Quindi la richiesta che gli ospedali di comunità, ne esistono alcuni, ma che siano creati e aperti tutti quelli che sono previsti per legge. Cittadini che torneranno a farsi sentire, come hanno iniziato ormai da qualche mese proprio su questo tema così importante, ma che alterneranno i momenti di appuntamento in piazza, in corteo, come quello vissuto in queste ore nella città di Padova, a momenti di approfondimento e di riflessione sui temi della sanità. Una manifestazione a cui hanno aderito i sindacati, anche i sindacati di base, erano presenti anche parecchi sindaci ed esponenti del Partito Democratico Veneto. Grazie Chiara, grazie, buon lavoro naturalmente, poi vedremo nel corso dei nostri TG serali i servizi relativi a questa manifestazione e anche le altre notizie dalla provincia di Padova. Buon lavoro a Chiara Gaiani. Noi ora cambiamo argomento, torniamo a parlare di turismo e di vacanze pasquali, lo facciamo con un focus su un settore particolare del turismo che è quello degli agriturismi, il turismo verde. E vedo che abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Simone Barban, presidente Turismo Verde Treviso CIA. Buongiorno Barban. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie allora per essere con noi. Abbiamo sentito nella prima parte della nostra diretta quelle che sono le prospettive per il periodo pasquale da parte degli albergatori, da parte del turismo all'aria aperta, dei campeggi. Per quanto riguarda gli agriturismi, quali sono le prospettive, il sentore che voi avete? Allora, noi siamo un'associazione di una 60ina di agriturismi e sono tutti fortunatamente pieni per Pasqua e anche Pasquetta, con varie attività, principalmente impegnata alla ristorazione, ma anche l'alloggio. Ecco, quindi c'è una voglia, diciamo, di ritornare in campagna, di stare all'aria aperta e di poter usufruire anche di tutte quelle modalità ricettive alternative sostanzialmente che possono essere offerte dalle vostre strutture. Certo, e abbiamo tante attività oltre alla ristorazione. Le aziende si stanno organizzando proprio per questo grandissimo flusso di turisti, con anche attività all'aria aperta, laboratori didattici, fattoria didattica e delle cose anche innovative, tipo il ritrovamento delle uova all'interno dell'azienda, una sorta di caccia al tesoro. E
oppure anche semplice cestino da picnic che si può dare al turista che viene appunto in scampagnata o in escursione nelle nostre bellissime aziende. Ecco, i prodotti che voi utilizzate, perché c'è stato anche molto dibattito, no? Tra questa rivalità, diciamo, no? Tra gli agriturismo, tra i ristoratori, come funziona poi esattamente ora e quali sono insomma i punti di forza della vostra ricettività? Allora, prima di tutto devo premettere che l'agriturismo è un'azienda agricola con una produzione preponderante e arriviamo anche a volte in alcune stagioni dell'anno anche al 70% della produzione propria in valore economico, vuol dire con prodotti di qualità. Dal vino ai nostri ortaggi pregiati, adesso è finito la stagione del radicchio ma comincia quella dell'asparago, le erbette spontanee e le carni appunto allevate nell'azienda, per cui dal manzo, dal pollo, dal maiale con gli insaccati. Tanti di noi fanno anche il pane fatto in casa con le proprie farine. Ecco, a proposito di materie prime, state risentendo anche voi delle problematiche che si stanno appunto verificando a causa del conflitto, con la difficoltà nel reperire determinate materie prime, piuttosto che i mangimi per gli animali o i fertilizzanti per le campagne? Allora, qua dobbiamo fare una distinzione tra le aziende che sono a ciclo chiuso, cioè quelle che producono anche i mangimi per il proprio allevamento, che sono un po' più facilitate rispetto a quelle magari aziende a caratura, non so, vitivinicola, le quali hanno un po' più difficoltà nel reperire le materie prime. Per cui questa crisi sicuramente sta colpendo il nostro settore. Ecco, per quanto riguarda diciamo, questo particolare periodo post pandemia o comunque insomma ancora dentro la pandemia ma con una situazione mutata, voi come siete organizzati e come avete visto cambiare anche l'atteggiamento delle persone e della clientela? Sicuramente la pandemia ha cambiato i gusti e il modo di percepire gli spazi all'aria aperta. Per noi lo spazio all'aria aperta è sempre stato un must e abbiamo cercato comunque, soprattutto durante il Covid, di utilizzare proprio gli spazi all'aria aperta con tavoli anche in mezzo alle vigne a volte e in un aspetto così anche naturalistico molto importante, molto legato proprio a quella che è la nostra mission, cioè quello di produrre prodotti agricoli di qualità salvaguardando appunto l'ambiente. Ecco, quindi diciamo che tutto sommato la possibilità diciamo, di avere anche degli spazi all'aperto vi ha in qualche maniera anche avvantaggiato, no? Certo, e sicuramente sono cambiati i modi di anche vivere l'agriturismo, perché sentivo i miei colleghi che ormai al sabato sera è diventata una serata che tanti prenotano magari all'ultimo e la domenica invece siamo quasi tutti pieni e viviamo molto insomma la giornata all'aria aperta, proprio organizzandoci con anche la spuntineria all'esterno. Quindi Pasqua e Pasquetta verso il tutto esaurito, lo possiamo dire? E soprattutto per quanto riguarda la ristorazione e la spuntineria, ma anche gli alloggi hanno fatto il pienone. Io la ringrazio, Simone Barban, grazie per essere stato con noi, Presidente Turismo Verde Treviso, CIA, per questo focus sugli agriturismi che rappresentano comunque una importante fascia nell'accoglienza appunto e nella ristorazione, soprattutto in determinate aree del nostro territorio. Una buona giornata, un saluto, grazie. A tutti, venite a trovarci nei nostri bellissimi agriturismi.
Grazie a Simone Barban. Ecco, noi ora proseguiamo, ne avevamo accennato prima relativamente all'intervento del Presidente della Regione Zaia. Abbiamo gli ultimi dati relativi alla pandemia di oggi, sono 6.820 i nuovi positivi in Veneto, 11 le vittime, lo riferisce il bollettino della Regione. Stabili a 857 i ricoveri dei malati in area medica, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 43 più 1. Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate 4.061 dosi, delle quali 111 prime inoculazioni. Vedremo poi naturalmente quando ci sarà l'effetto della quarta dose, della somministrazione delle quarte dosi, per le quali, lo dicevamo prima, è arrivato proprio ieri il via libera da parte del Ministero della Sanità per gli over 80, per gli ospiti delle RSA e per i pazienti fragili, ora over 60. E continuiamo a parlare di Covid perché è una notizia recente, quella dell'individuazione della nuova variante XE, una variante che finora è stata era stata individuata in Gran Bretagna. Per la prima volta è stata individuata anche nel nostro paese, anche in Italia, con 2 casi nel veneziano. Sentiamo. È stata identificata nel Veneto, nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, una nuova variante del Covid, finora non sequenziata in nessun'altra regione d'Italia. È la mutazione XI, già diffusa in Inghilterra, dove per gli scienziati sembra essere il 10% più trasmissibile di Omicron 2. Che è composta dalla testa della Omicron 1 e dalla coda, diciamo così per dire, della Omicron 2, cioè porta le caratteristiche della proteina S della Omicron 2. La mutazione XI è stata riscontrata in 2 pazienti. Allora, l'abbiamo riscontrato in un pediatrico, quindi in età non eleggibile per la vaccinazione, e un giovane adulto che aveva subito un ciclo vaccinale completo. I 2 pazienti adesso sono sotto osservazione, stanno bene. Il pediatrico sostanzialmente ha risolto la situazione e si è negativizzato in 48 ore. Il giovane adulto è in via di clearance totale del virus con sintomatologia lieve e moderata. Ora bisognerà cercare di capire che grado di diffusione potrà avere questa nuova variante. Sostanzialmente rispetto alla Omicron 2 non sembra cambiare. Ovviamente i casi sono modesti, quindi non possiamo fare una previsione se aumenta la capacità diffusiva. In questa settimana stiamo conducendo un'ulteriore sorveglianza per verificare se sono stati solo 2 casi isolati oppure se questa variante sta in qualche modo prendendo piede anche rispetto alla Omicron 2. Per i ricercatori del laboratorio di microbiologia i pazienti non fanno parte di uno stesso focolaio. No, perché sono 2 casi non correlati tra di loro, indipendenti e anche avvenuti in momenti diversi. Lo zooprofilattico delle Venezie ha segnalato il caso all'Istituto Superiore di Sanità del virus non identificato nel resto d'Italia. Gli scienziati ora sperano, essendo presente la proteina spike di Omicron 2, che i vaccini la blocchino in alta percentuale per quanto riguarda la malattia grave e il decesso, ma in forma minore sul fronte dell'infezione. Atleti veneti, ucraini e russi avrebbero dovuto affrontarsi domenica nell'evento di pace organizzato dal CONI del Veneto, evento però annullato. Ci spiega perché il presidente veneto del CONI, Dino Pocchio. Il marito della coordinatrice allenatrice delle ragazze che sono ospiti a Oderzo ha avuto il marito chiamato al fronte ieri e non si è più sentita di partecipare a questo avvenimento. L'abbiamo sospeso, non annullato ma sospeso in attesa che gli avvenimenti ci aiutino. Una partita per la pace domenica mattina ore 9 agli impianti di Carasi a Padova, un evento che avrebbe visto affrontarsi in amichevoli di pallavolo, ginnastica e calcio a 5 atleti veneti, ucraini ospitati da diverse società sportive e russi residenti in Veneto iscritti regolarmente alle società sportive. Ma l'evento è stato sospeso, voleva riunire delegazioni, il sentimento comune, quello dei valori dello sport, ma questa mattina
mattina La Notizia. La realtà è che gli avvenimenti vanno anche oltre quello che noi auspichiamo, desideriamo. Chiaramente i ragazzi sono qui, le ragazze sono qui, molte sono ragazze, li stiamo aiutando in tutti i modi, ma la loro mente è dall'altra parte. Società sportive e istituzioni che hanno accolto. Oltre alle 16 atlete ospitate ad Oderzo, 11 ginnaste sono a Padova, 13 atleti a Bussolengo. L'Asiago Calcio ha accolto calciatori ucraini e così l'Hockey Asiago. A San Martino di Lupari la pallacanestro femminile ha aperto le porte alle colleghe del volley, mentre la Dinamo di Feltre sta ospitando diversi giovani calciatori. Dal punto di vista dei tesseramenti, delle assicurazioni, delle visite mediche sono state tutte favorite e tutti i ragazzi sono già inseriti fattivamente e organizzativamente nelle realtà che li ospitano, giocano, si divertono e in qualche modo hanno una parentesi di pace all'interno della tragedia che hanno a casa. Gli effetti del Covid anche a livello psicologico. Uno studio dell'Università di Padova ha stabilito che durante il lockdown 5 persone su 10 hanno sofferto di sintomi depressivi, giovani e donne i più colpiti. In Italia durante il lockdown l'88,6% delle persone sopra i 16 anni ha sofferto di stress psicologico e quasi il 50% di sintomi di depressione. Con le persone più giovani, le donne e i disoccupati che si sono rivelati i soggetti più a rischio. Sono questi i risultati di un sondaggio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova. Lo studio si basa su interviste fatte via web attraverso il portale del progetto www.prestoinsieme.com. In totale hanno risposto al sondaggio 5.008 persone, età media 37 anni e in prevalenza donne il 63%. L'88,6% del campione ha lamentato sintomi di stress psicologico e la metà ha sofferto di sintomi depressivi moderati. Questi risultati, concludono gli autori dello studio, possono essere utili nella valutazione complessiva delle risposte a nuove ondate pandemiche. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro come sempre un buon pomeriggio. Ci rivediamo con le edizioni serali dei nostri TG a partire da quella del Veneto in onda dalle 18:30. Arrivederci, buon pomeriggio.